Come ho promesso, sono arrivato anch'io oggi all'altra domenica per augurarvi a tutti un felice Natale dal vostro Babbo Natale. E ci sono anch'io, la signora Babbo Natale, per augurare a tutti voi un felice Natale qui all'altra domenica. E abbiamo capito perché sono sempre qui, perché sono raccomandata, e poi vengo qui perché mi piacciono gli uomini corpulenti, quindi per stare vicina a Gipi e a Omar. Grazie. Iniziamo con la bontà, Sì, perché a ma- Natale siamo tutti Ecco, sei buoni. proprio molto gentile, grazie. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'altra domenica. Buon pomeriggio Eva. Buon pomeriggio a tutti voi. Che belle orecchie che hai oggi. Hai visto? Hai anche qualcosa più bello sotto, però anche le orecchie non sono male. No, sono Buon le pomeriggio orecchie Omar di Cristiano. Costantini. Bene, buon pomeriggio, volevo solo dire che mentre Conte si sta lamentando per quanto riguarda gli stage della nazionale, vedete che io subito ho convocato la Mazzarri, abbiamo fatto lo stage immediato senza problemi con le società. Ecco. Giusto per dare un'indicazione a Coverciano su Ecco. come si applica il fuorigioco col sistema arretrato. Buon pomeriggio a Gemma. Ciao, buon pomeriggio, c'è il Gabibbo oggi. No, è Babbo Natale, non è Camillo, Come porca Camillo? miseria. Scusa, ero distratta, stavo per leggerti un messaggio di Andrea Cia and Company, Sì, che siamo, sono- siamo in ritardo. Sono dietro le Sono quinte. arrivati, Sono dietro- finalmente. Dai, non mi ero accorto, sai, pensavo No. fossero dei mendicanti che hanno trovato la porta aperta e sono saliti. Mi sembravano, invece sono Andrea Cia, Emanuela. Manca qualcuno. Emanuela, vabbè. Che cazzo? Oh, ma sono vecchio, sai, guarda che sono più vecchio di lui io, tra parentesi. Andrea Coloredo. Sì, ma manca qualcuno. Ma Manuel non c'è? Il problema è stato quello. Lo strumento. Come lo facciamo? strumento. Come facciamo che non abbiamo lo strumento di Gemma? Abbiamo uno strumento di Andrea. C'era la Silvia. Ah, lo benissimo, a strumento. posto Benissimo, siamo. bene, cominciamo benissimo. È già delirio, bene. Sì, ovviamente Antonello Gherardi arriverà con gran comodo, cioè verso le 5 e un quarto, 5 e mezza, cioè quando abbiamo già finito. Allora, io direi che Babbo Natale va a sedersi vicino a quel bell'uomo là, che adesso Eva presenterà, guarda che bello tutto in diretta. Ecco, calcolate che questa non è televisione, la televisione non si fa così, poi entreranno tutti gli altri ospiti. Allora, cominciamo con la presentazione degli ospiti, vediamo se li becchi. Va bene. Dai. Allora, iniziamo col Massimo più bello. Sì, Che dov'è? è lì, Qualcuno al lo centro, sa? è Massimo, è lì. E io devo conoscerli un attimo. Ma guarda che c'era già, l'hai già conosciuto. Miriti è presente. Sì, come a scuola, benissimo. Buongiorno. Massimo è ex giocatore di basket e dirigente sportivo, imprenditore e amico di Gippi. Assolutamente. Sulla carta, sulla carta. Il motivo per cui sono qua. No, non è logicamente. vero, siamo veramente amici. Si parlava prima che le prime cose le abbiamo fatte nell'84. Non devi dirlo forte, però in trasmissione. 1884, chiaramente, sì. Poi, Andiamo avanti. poi c'è la bellissima Amanda Cuomo, barista, nonché ragazza immagine per una casa sportiva di abbigliamento. Che casualmente giusto? si chiama? Più bello. Più bello, è strano, è una cosa stranissima. Antonello Gradi che si fa attendere. Antonello Galardi che non è arrivato, lo presenteremo dopo. Silvia Maniotto Maniotto che è qua dietro le... Anzi, vieni subito qua, dai Silvia, così al volo, così ti presentiamo. Sempre bello. Che hai le scarpe natalizie oggi Silvia. Buon pomeriggio, eccola qui Silvia Smaniotto. Accomodati. Ciao Lallo. Ecco, lei Ciao, è Silvia. Smaniotto. cantante e insegnante di musica. Sì, ok. ecco. Andrea Cia, Che è dietro le quinte, che adesso entra. Va bene. Elisabetta anche, Andrea anche. Buongiorno. Margherita Berlese. Eccolo qua. Che delirio. La signora Natale qua. La signora Natale, sì. La signora Babba. Passo a Margherita perché a me piacciono le margherite. Margherita, e poi lei è molto bella anche. Esatto, lei è una ballerina della danza del ventre. Benissimo. Loris Brighi, cantante. Sì, con cappello annesso. Arrivederci. Matteo Laros, chitarrista e musicista. Matteo. Che adesso accordando sta la accordando la Sta chitarra. accordando la Arriva. chitarra, benissimo. Manuel Smaniotto. Che non c'è. che non Oggi è c'è. saltato. Marta Baldo che per Che è fortuna là. c'è. Buon pomeriggio anche a Marta. Il mio carissimo Sabino, Ecco. musicista, cantante, presentatore, intrattenitore. Non so più che aggettivi dargli. Non so più che aggettivi scriverti Sabino, quindi va così. Multitasking, visto che lui ama questo Multitasking. termine. Devo dire, Gipi, dovevi avvisarmi però che oggi sarebbe stato Massimo più bello di te, Beh, ci sicuramente. vuole pochissimo, voglio dire, adesso. Però cioè, anch'io mi sarei insomma ricostruito un attimino, no? Ma guarda che Massimo non è ricostruito,
No, sempre no, stato no, un ragazzo, io adesso sì, che io diventa sì, l'uomo. io avrei bisogno di costruirmi per compararmi alla... Per competere. Di nome e di fatto. Massimo Bene. più bello. Poi dobbiamo chiedere alla Amanda cosa è successo nei backstage. Perché avete quei video, li ho cercati, li hai cancellati, no? No, ci sono ancora. Io non li ho trovati, vabbè, andiamo avanti. Bruno Del Ben alias Babbo Natale. No, non c'è ancora, deve ancora arrivare Bruno, è in ritardo. Ah, è in ritardo. È in ritardo, Bruno, deve arrivare. Scusatemi. Che bella puntata. Ci siamo concordati prima. Mi sembra che ti avessero avvertita, Sì, no, non è no. che cadi dalle nuvole, No, no? sì. Benissimo. Una garanzia, no? E poi, E poi per finire in bellezza, Esatto. Eleonora Mazzari. buon pomeriggio Eleonora. Lavora all'Udinese Academy, modella, moglie ufficiale di Babbo Babbo Natale, eccola lì. Allora io ho chiesto a Eleonora, io sarò a Udine. Gippi, manca un ospite speciale. Chi? Non c'è anche una ballerina. Se l'abbiamo appena detto, ma Babbo Natale me l'abbiamo detto 2 secondi fa. Margherita! Non l'abbiamo annunciata la Margherita. No, vabbè, Ho dai. detto che mi piacciono le margherite. Babbo Natale, purtroppo sapete, a una certa età, poi... è Allora, sempre- avvisiamo i gentili Binotti. ascoltatori, telespettatori, scusami, che le bottiglie sono vuote, non le vincerà nessuno perché Bruno se le è già scolate, è evidente. Babbo Natale, Bruno deve ancora arrivare. scusami. Stava parlando con le renne Scusate, quando aveva fratelli. presentato Posso Margherita. fare l'annuncio? Padre Prego. nostro. Comunicazione di servizio per i nostri telespettatori, siamo rigorosamente in diretta. Ah, beh, questo è ovvio. Per fortuna. Io vorrei che Maurizio che saluta, Enrico in regia saluto tutti i tecnici anche da Pordenone, quelli in giro per i campi. Vorrei che tu ci facessi i primi piani delle bottiglie che sono piene, perché è ora di finirla che noi cominciamo già da ubriachi. Dopo sì, ma Dopo prima sì. no, insomma, cominciamo che siamo abbastanza sobri, insomma. Così si dice, sempre sulla carta, è la versione Ufficiale, sì, sì. Poi sai che mi sa che tra un po' metteranno l'etilometro anche per i conduttori dei programmi, no? Lì per me Omar saranno grossi Noi ci problemi. becchiamo la multa subito. Assolutamente, ci rileveranno il microfono. Va bene, allora vedo Gemma impegnatissima, chi sta chiamando non lo so. Allora vediamo il gioco di questo pomeriggio, Ok. ecco. Il gioco è l'1x2. Sì, ecco perché questo pomeriggio oltre a giocare, se volete fare gli auguri a noi, a voi stessi, a chi avete a casa che sta guardando la televisione, naturalmente è la puntata di Natale, quindi potete mandare WhatsApp e SMS per fare gli auguri di Natale, naturalmente. Ok. Vediamo il gioco di Il quest'oggi. gioco 1x2 consiste nell'indovinare il risultato di una delle due partite, o anche di No, di tutte e due, Di tutte perché e se no due. non si vince, ovviamente. Va bene. È bello perché qua da 4 domenica non ho ancora capito, non è male. Va bene. Sampdoria Udinese, Io Torino no, Genoa. scusami, adesso vorrei un applauso perché Antonello Gherardi non si smentisce e arriva alle 2:10. Complimenti! Che adesso dice anche la minchiata, arriva da Trieste, non è vero perché lui è Udine, benissimo. Buon pomeriggio Antonello. Accomodati vicino a Andrea Cia che ti presentiamo e ti presentiamo come ho scritto io. Intanto tira via quell'orologio infernale che come l'altra volta comincia a suonare, a fare di tutto per cortesia. AGP, cerca di essere più buono, dai. No, guarda che è lui Ciao. Babbo Natale che è buono, non io, attenzione. Guarda che ti Senti. porta il carbone. Capirai. Visto il delirio iniziale, ho pensato bene di cominciare con il nostro clou, che non è un inviato, o meglio un inviato, ma oggi non è inviato. No, oggi è inviato Inviato direttamente al terzo tempo, direi, in no? aeroporto, penso che sia Non lo inviato. so, non mi ha detto dov'è perché ho fatto in fretta, non mi risponde nessuno, oggi sono tutti a fare festeggiamenti in giro. Mi saranno in giro per i chioschi nel prepartita, chiaramente, le Ovviamente. Dobbiamo cominciare alle 14:30. Quindi per cominciare bene, fare gli auguri in maniera simpatica, Benissimo. Robby Visintin. E allora, buon pomeriggio Roberto. Ciao a tutti, come state? Tutto bene, grazie. Tu oggi sei inviato dall'aeroporto? Esatto. Benissimo. Com'è lì all'aerroporto? Tutto bene? Già eri in partenza? Sì, la solita calma piatta. Solita calma piatta, benissimo. Allora, come avete festeggiato la vittoria di domenica e i 40 punti nel girone d'andata? A Monfalcone. Abbiamo fatto tardino. Immagino. Siete finiti anche là sotto, dove la profondo? No. La no. È da un certo periodo che lo evitiamo. Ah, come mai? Sì. Ma diciamo che abbiamo messo la testa a posto, forse. No, su questo neanche a Natale ci posso credere, non è vero. Né te né Andrea, il presidente che saluto, assolutamente. Io penso che voi la testa a posto non potrete mai averla. Ascolta, come passerete? Avete fatto già la cena della squadra? Avete già fatto festeggiamenti o lo farete in settimana? No, probabilmente la cena della squadra la facciamo subito dopo le feste, perché il presidente in questo periodo è molto impegnato e quindi farlo anche fare una cena
senza la persona, senza il culmine diciamo della società non sarebbe il nostro. Aspettiamo lui e il giorno 5 siccome approfitteremo anche, faremo un amichevole contro la Primavera dell'Udinese a Monfalcone. Bello. Dopo la partita andremo a cena tutti quanti assieme. Benissimo. Ieri Allora... nel frattempo hanno fatto un amichevole contro una squadra locale qua l'Isontina, i ragazzi hanno vinto 5-2, non ho potuto supportarli e sopportarli perché ero impegnato sul posto di lavoro. Certo. Allora, naturalmente con te si può sempre scherzare, Roberto. Io auguro a tutti voi dell'UFM Monfalcone uno splendido Natale e soprattutto un grandioso 2015 che d'altra parte, visto le premesse, solamente voi lo potete perdere oramai questo campionato. Porta naturalmente i nostri auguri a tutti gli amici di Monfalcone e il primo anticipo che fate naturalmente ci saremo anche noi. Grazie a voi, auguro a tutti quanti telespettatori e vostri colleghi di lavoro, tanti auguri, buon Natale, buona fine e naturalmente buon principio. Benissimo, grazie a Roberto Visentin per il... Grazie a voi, di nuovo tanti auguri. Auguri ancora Roberto, grazie. Dunque, riprendiamo col gioco, perché eravamo arrivati a vedere le due partite che sono due partite importantissime oggi pomeriggio. Esatto, che sono Sampdoria Udinese e Torino Genoa. Ecco, allora io direi, visto che devono entrare tanti amici, io e Babbo Natale ce ne andiamo subito a Casarsa, ti porto con me. No, perché... GP, scusami se ti interrompo, ma prima vorrei avere anche un collegamento serio. Si fa per dire, hai serio. sbagliato trasmissione. Sì, infatti. No, ma volevo dirti che c'è in linea il nostro Maurizio Mazzon, che di solito è quello che chiamiamo per primo perché porta bene, no? Eh sì, anche perché oggi c'è uno scontro che vede il Fontana Fredda con Maurizio Mazzon naturalmente a Fontana Fredda e contro la Triestina di Antonello Gherardi che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio Maurizio! Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, intanto è una splendida giornata, non fa freddo, quindi ottimale per giocare a calcio. Sì, teoricamente, anche praticamente la giornata ideale per giocare a calcio. La giornata ideale per giocare a calcio, mi scusi, ma 10.000 persone che chiedono. Sì. Sì, speriamo che sia anche ideale come risultato finale. Speriamo di sì, sia per voi. Sai, io sono in mezzo adesso, no? Perché ci sei tu in fondo alla Fredda, il mio amico Antonello, siamo tutti amici di Trieste, io devo cercare di stare in mezzo, ovviamente le prendo di qua e di là. Senti, c'è tanto seguito da Trieste per la Triestina o c'è poca gente? Sì, sono arrivati parecchi sostenitori sì, da Trieste, la giornata probabilmente anche promosso la gita fuori porta, quindi c'è parecchia gente, sì. Sì, perché infatti al Pascià di Ponte Meduna, dove io e Gemma ci fermiamo a bere il macchiatone, la ragazza ci ha detto appunto che si erano fermate due comitive, due corriere di tifosi della Triestina, insomma. Senti, per quanto riguarda Fontana Fredda, novità in squadra o confermata la squadra di domenica scorsa? Niente, per noi sì c'è la novità che purtroppo non ha recuperato da mal di schiena Tonizzo, adesso posto Giocatellan, quindi giocheremo con un ulteriore giovane in campo. Niente, basta, speriamo soltanto che è chiaro che non possiamo stare lì ogni volta a piangere se uno manca, se uno non manca. Abbiamo una squadra abbastanza omogenea, non fortissima ma omogenea, manca uno, gioca l'altro, cambiamento. Certo, perfetto. Allora Maurizio, intanto ti ringrazio di questo primo collegamento, noi ci sentiamo a partire dalle 14.30 per tutto ciò che succederà durante questa bellissima Fontana Fredda Triestina. Grazie Maurizio Mazzon. Grazie a voi. Grazie. Allora torniamo al gioco perché poi Babbo Natale ha tante cose da fare, no? Allora è già stato gentile a venire qua in trasmissione con noi oggi, adesso se ne va con me a Casarsa perché... E sta anche patendo il freddo, mi dice. Sta patendo il freddo? Sì, immagino, che qua dentro fa freddissimo. No, dicevo che Chiara poi ti ha scritto anche la letterina, adesso vedrai la letterina che ti ha scritto Chiara e quindi io e te finalmente viaggio con la tua slitta, non devo fare teletrasporto, ci fiandiamo a Casarsa e poi... Tu non rientri perché mi hai detto che hai da fare. Ho Rudolf che scalpita. Hai Rudolf che scalpita e io non so se torno perché non mi piace l'ambiente qua, è tutta gentaglia. Ci vediamo, noi andiamo a Casarsa, ci vediamo dopo. Ascolta, ti ho portato questo uomo che è venuto a trovarci a Udine, no? Visto che ti avevo promesso, ti ho portato Babbo Natale. Cioè, io non ho mai conosciuto Babbo Natale. Piacere, signor Romano. Piacere mio. È sempre una gioia vederla. Brava quest'anno. Bravissimissimo.
Beh, di no. Bravissimo. Posso crederci con quegli occhietti lì? Ciao da Casarsa, io e Babbo Natale siamo venuti da Udine a qua, veloci, perché Babbo Natale ha visto la Chiara in TV e ha detto voglio conoscere quella gnocca. Giustamente Babbo Natale è nativo di Udine. No, lui arriva dalla Lapponia, è venuto prima da noi. Ero di passaggio. Mi hai visto per TV, famosa TV Lappone. Da noi, vai in streaming, no? Sì, ormai con la rete si arriva ovunque. Ecco, vedi, intanto Silvano ti regala una bellissima bottiglia di Prosecco Pascià. Bene, questa la darò anche a Rudolf, un bicchierino così tira meglio la slitta. Chi è? Più rosso il naso. Chi è Rudolf? Non so. Marenna Rudolf. Non lo so. Allora, come da promessa, c'è Babbo Natale, quindi Chiara ha la letterina. Prego Chiara. Allora, premetto che da 15 anni che non mi impegnavo così tanto nello scrivere una lettera. No, quindi devi andare fiera di me. Allora, è una lettera seria, non commuovetevi. Caro Babbo Natale, quest'anno sono stata buonissima. Vabbè, buona. Così, dai. Però ti voglio bene. Questo è stato un anno pieno di novità e nuove esperienze per me. E di questo te ne sono tanto grata. C'entra in questo Babbo Natale. Bisogna sempre un po'. Come regalo, però, vorrei che tutti i miei coetanei trovassero un lavoro stabile, che permetta loro di godersi la vita come è giusto fare alla nostra età. Poi, se ci scappa, anche un regalo per me. Vorrei poter mangiare tanta cioccolata senza ingrassare. Se ci scappa, E auguro un buon Pascià Natale a tutti quanti e basta. Ci vediamo l'anno prossimo. Si può fare. Poi magari qualche amico lo inviterò a spedire il suo curriculum anche in Lapponia, che abbiamo sempre bisogno tutto l'anno di gente volenterosa che ha voglia di preparare i regali per tutti i bambini del pianeta. Lavoro non manca lì. Noi avremo anche un gioco da fare, l'ultimo del 2014. È l'1 per 2, un pardoi. Le partite di oggi, guarda la prima, guarda le quote, mamma mia. No, dai! Allora, Sampdoria Udinese. Qua c'è da piangere. Allora, Sampdoria ha dato 1,85. Ma non è questo il problema. A 3,30. Ma non è neanche questo il problema. Tu cosa dici, Babbo Natale? Ho mangiato troppo muschio in questo periodo. 4,50. Babbo Natale, fai qualcosa. Che poi il nostro attaccante si chiama Di Natale, Babbo Di Natale. Dai, non si sa mai che gli venga l'ispirazione. Di Natale, tu puoi dare di più. Andiamo all'altra partita. Torino-Genoa, 2,05 per il Torino, 3,20 pareggio, 3,80 per il Genova. Benissimo, che cosa si vince il gioco di Natale, l'1 per 2 di Natale? 6 bottiglie di prosecco? No! Ma quando mai? No, 3 bottiglie di bianco, chardonnay, come se, buonissimo. Giusto, scusa, col Pandoro cosa bevi? Prosecco? No. E poi 3 buonissime bottiglie di rosso, Montepulciano d'Abruzzo. Abbiamo scoperto da domenica scorsa e anche di Belluno. Montepulciano di Belluno, famosissima zona dove si produce il Montepulciano. Anche in Lapponia c'è il Montepulciano di Lapponia. Un vino bianco in quel caso. Perché ce l'ha nero. Allora l'appuntamento naturalmente per l'aperitivo tra poco, più tardi, è qui al Pascià Casarsa, ma in tutti i Pascià. Gli auguri di Natale di Chiara. Buon Natale. Fregata, No, venite qua il giorno di Natale che ci siamo io e la Lucia. Che bello. E quindi non lasciateci soli. Passare un Natale triste da soli. Venite qua e mangiamo il Pandoro. Allora, sia più tardi, cioè più o meno quando finiamo noi, ma anche subito, quindi questa domenica venite qua, ma soprattutto a Natale che ci sono Chiara e Lucia, va bene? Va bene.
Ciao a tutti da Casarsa, io e te torniamo a Udine subito, torniamo a Udine. Rudolf! Ciao, Rudolf! Preparati! Cazzo di credi. Però era una bella, era bella. Sì, però tu credi ancora che è Babbo Natale, perché te l'ho portato. Arriviamo. Bene. Ben ritornati all'altra domenica, come vedete Gippi è tornato da noi. Ecco, sì, sono venuto velocissimo, purtroppo Babbo Natale l'abbiamo perso, ma nel frattempo... Sono arrivati un sacco di amici, mi viene mal di testa. Allora, io direi cominciamo con Antonello Gherardi, che non l'abbiamo presentato bene. Allora, Antonello Gherardi, che si fa sempre attendere. Esatto. Speaker ufficiale della Triestina Calcio. Sì, vai. Ex dirigente sportivo, speaker e conduttore di una radio televisiva, artista multitasking, che lui ama questo termine. E poi? E ha una bellissima fidanzata. Esatto. La cosa principale Che si è di lui lamentata. è la sua fidanzata, non tutto quello Aspetta, che fa. si è lamentata del fatto che l'altra settimana non l'ho salutata. Non l'hai salutato? No, ho detto che però l'hai salutata tu e quindi... Oggi voleva venire in trasmissione, però ho detto non puoi perché troppe... Ti avevi detto che forse la portavi. Ho detto, quindi... Beh, ma tanto abbiamo... Però si aspetta che tu la saluti oggi, eh? Sì, beh, ma abbiamo tante ore. Ciao Francesca, naturalmente, sei bella come il sole e devo capire quando hai preso la botta, se da piccola o già da adulta per stare insieme a Antonello. Grazie. Detta così, GP, cioè. Oh, Gemma! Personaggi che abbiamo in studio. A proposito, volevo farvi un annuncio. Venerdì scorso, durante una mia serata, Sabino poi ha raccontato davanti a più o meno 200 persone l'episodio del Te la do. Te la darò. Sì, diceva. Quindi voglio dire, anche a Trieste è arrivato il Te la darò, Gemma. Grazie. Prima o poi dovrai mantenere la parola. No, ma oggi Guarda, non Giovanni, posso. No, io oramai ho già detto pubblicamente che non esercito da anni. Sì, quindi, tu dimentichi che noi abbiamo un ospite molto aitante che è Antonello Gherardi, che può fare tutto. Benissimo Francesca, Ma ribadisco, ti saluto, benissimo, ecco. No, c'era qualcuno, Andrea, cosa avevi detto? No, era Silvia che... Silvia? No, dovevi dire qualcosa? Che sono felice che ho un microfono come Barbara D'Urso. Madonna, che bello! Era il sogno della mia vita. Adesso presentiamo gli altri ospiti, nel frattempo Gemma. No, è arrivato un messaggio strano che non capisco. Sentiamo. Dice Bruno, con quella barba mi fa impazzire, vestito di rosso sei ancora più bello. Dov'è? Chi è Bruno, scusa? Bruno! Il Gabibbo? È appena arrivato Bruno Del Ben, buon pomeriggio Bruno. Ma chi è il mittente? Chi è il È mittente? un anonimo, un numero che non conosco. Chiamalo. Ciao Chiamalo. È lui che se l'è mandato. No, ma lui è un sacco di fan uomini. Sono io, guarda, sono io che glieli mando. E poi, GP, scusami, sono arrivati auguri di buone feste a tutti da Bruno e Giovanna. Da Bruno e Giovanna, grazie anche a voi, naturalmente tantissimi auguri. E Bruno e io da donna. Bruno e Giovanna, tu e mia madre siete. Grazie, naturalmente auguri a tutti voi. Se volete mandare gli auguri non solo a noi, ma magari a tutti gli amici che ci seguono, potete farlo. Il numero lo vedete in sovraimpressione, 348 294 7672. Gli altri ospiti. Matteo Daros, chitarrista musicista. Buon pomeriggio Matteo, benvenuto. Andrea Cia, cantante. Sì, ciao. Andrea, ciao. Tu non sai cosa hai scatenato adesso. Tu non sai che da adesso finché arriverò a casa mi chiameranno Cia. Ma già lo facevamo prima. Perché già lo facevano prima. Sai cosa? Lui ha fatto apposta. Andreaccia! No, è giusto, è Cia. Potremmo fare una canzone Non c'è improvvisata. l'accento sulla A. Sì, no, questo è un problema che... Non svegliate Cia. Poi uno si chiede perché veniamo con le magliette a maniche corte, perché, cioè, voglio dire, si suda, cacchio. Sì, si potrebbe improvvisare una canzone tipo... Dai, sentiamo. Sa che te la do. Un pomeriggio molto tranquillo. Finiamo su Striscia la Notizia, probabilmente. L'importante è che non sono ancora arrivate telefonate dopo questi 25 Sì, minuti. però mi sta arrivando una telefonata. Scrive il cavaliere davanti. Ma la cornetta? La cornetta. La cornetta in macchina. Ah! Aspetta, vediamo chi è. Cia. Cantante, chitarrista, Sì, pronto? musicista. Pronto?
Andrea sì. Coloredo, musicista, polistrumentista e cantante. Eccoci. Sì. Ed Elisabetta Fullanetto, cantante. Buon pomeriggio a tutti, naturalmente un grande applauso a tutti. Oggi ce lo facciamo da soli. Prego. Allora ci fa gli auguri Alberto Medeot, che ce l'ho adesso in diretta. Benissimo. Sul mio cellulare. Ciao Alberto. Ci fa gli auguri a Ciao, tutti in Alberto. diretta, ci sta guardando. Grazie ad Alberto Medeot. Allora, ogni tanto si parla anche di Ha detto calcio. di salutare tutte le ragazze che hai in fianco. Sì, ma adesso Tutte le ragazze, c'è Eva, Silvia, Emanuele, Elisabetta. Ma perché Emanuela? Mi viene di Emanuela. Non lo Betta, so. Betta. Non conosco poi nessuna Emanuela, tra parentesi. È il subconscio che parla, chissà chi è stato. Sì, vabbè. Allora, no, dicevo, ogni tanto parliamo anche di calcio in questa trasmissione. La Serie A oggi è alla 16ª giornata, mi Sì, sembra. è super spezzatino perché si sono giocate giovedì le partite Cagliari-Juventus con la vittoria Juventus per 3-1 e poi Napoli-Parma 2-0. Tanto Juventus e Mettiamo la Parma schermata della regia, prego. domani alle 18:30 sono impegnate a Doha, se non ricordo male, nel Qatar. Sì. Per una finale di Supercoppa italiana, d'altronde si gioca là perché là sono i danè e in Italia la benzina aumenta. Poi giocate sta ieri, calando, Sta beh calando insomma la in benzina. Slovenia ancora meno. Vabbè, grazie. Però, insomma, anche da Allora, noi poi a seguire, ieri pomeriggio si è giocato Sassuolo-Cesena, Reggio Emilia 1-1 e Roma-Milan 0-0. Poi da segnalare che il Chievo ha battuto il Verona a 5 minuti dal termine, gran gol di Paloschi, dunque il Chievo spugna il Bentegodi battendo nel derby Scaligero il Verona per 1-0. Nel pomeriggio seguiremo, oltre a Sampdoria Udinese, Atalanta-Palermo, Fiorentina-Empoli, un derby provinciale questo tra l'altro, e Torino-Genoa. Poi chiuderà il programma Inter-Lazio. Benissimo, quindi... Posso Sì. dato che non parlo mai di calcio io, prendo un attimo il posto di Omar e devo dire che ho seguito tutta la partita ieri sera della Roma col Milan e devo dire che il Milan ha giocato una buona partita, una squadra molto corta, ha messo in difficoltà la Roma e devo dire che sta crescendo, per cui tanto di cappello a Pippo che sta facendo crescere questa squadra che giocava veramente male all'inizio del È tutto campionato. merito di Berlusconi che l'ha trovato il giorno prima. Certo. Non c'entra niente più Inzaghi. la Anche formazione se c'era un Inzaghi chiaro l'hanno rigore fatta. per la Roma. Sì. Io non so, non ho guardato le partite ieri sera, ero impegnato a fare Però altro. insomma, a noi Juventini è andata bene così, tutto sommato. Erano le casette. Avevo paura a chiederti cosa. No, erano le casette di Pordenone, poi vedrete anche un bel servizio che ho girato, eravamo già particolarmente allegri quando ho girato il servizio, quindi. Va bene, allora io direi che facciamo il primo brano con la banda dei pazzi vicino a noi. Ecco. Sì. Va bene? Io non canto, quindi penso neanche io. penso Allora che siete facciamo- voi. Sì, ma voi sapevate che dovevamo cantare oggi? No, sei venuta qua solo... Io sono venuto a vedere la partita che non funziona. Ah, non ti funziona la Sky a casa, sei venuta a Come vedere. ogni volta veniamo qui. Gippi, però manca il koala, Non Manca c'è il koala, oggi il dov'è koala. il koala? Gemma, il koala non c'è oggi. Infatti oggi sono tristissima, io andrei in Ah, il koala serve Manuel? No, il koala è Caron, lei lo chiama koala. Koala. No, io ho solo questo strumento se vuoi. Ma... Beh, però insomma, può servire a qualcosa, dai. Però è... Ma quello che suona meno di un Manuel, minuto. giusto? Scusa, posso chiedere? Scusa. Aspetta, abbiamo un'esperta. Eleonora, può servire a qualcosa? Suona bene, Dov'è il bottone? Dai, Dai, assumiti le tue responsabilità adesso. una saliera Ah, una saliera, ho capito, benissimo. da come lo È il sale della vita. E sai la vita, sì, in effetti. siete sempre malpensanti. Sempre. Mamma Soprattutto a mia. Natale. Vorrei fare una domanda a Amanda. Bella una domanda ad Amanda. Dimmi. Cosa ne pensi dei primi 30 minuti? Sincera. Top. Top, benissimo. Massimo, tu che sei il suo psicanalista, la verità? Beh, se l'abbiamo portata c'è un motivo, no? Quindi. Allora, prego Sì, maestri. Il primo brano facciamo, visto che siamo sotto Natale, no? Quando si parla di Natale si viene sempre in mente la neve, le cose, noi facciamo neve, che so che piace Ah, a sì. te e a Gemma, vero Gemma? Sì. E allora comunque la dedichiamo a tutti quanti. E pensarci vorrei ancora un po'. E noi siamo impauriti da quest'angelo a
pensarci così, chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più dov'è, è solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente, così, soltanto nella mia mente, son vago nella mia mente. Chi di noi ne ha già un'idea? Vederti e non parlarti mi dà un brivido, folle mania di chi non sa che sia un amore nuovo che sta nascendo qui, è già nella mia mente. Ma sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più dov'è, è solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente, così, soltanto nella mia mente, son vago nella mia mente. Bene che non c'è, bene che non c'è, in tutti i sensi. Giovanni, scusa, Sì. non abbiamo fatto un augurio a un importante amico che ci guarda, che giovedì ha compiuto 85 anni, è stato un grandissimo portiere, si chiama Lorenzo Buffon, che ci sta Tanti guardando auguri a da Lorenzo Buffon, Vertegata di Lattisano. veramente un grandissimo portiere friulano. Oh, dunque, ci siamo dimenticati che oggi gioca anche la Serie D, anche se abbiamo avuto già collegamento con Fontana Fredda per Fontana Fredda Triestina. Allora vediamo quella che è la 16ª giornata appunto della Serie D. 2 giornate mancano alla fine del girone di andata. Domenica scorsa, scusatemi, mi sono sbagliato. Giocate ieri, guardate, incredibile. Biancoscuro di Padova ovviamente ha vinto con Union Ripa la Fenadora 3-1 e l'Alto Vicentino, pensate, a Clodia Sottomarina è stato bloccato per 4-4 dalla Clodiense, veramente pirotecnico, e pensate che l'Alto Vicentino vinceva 4-1, quindi si sono fatti rimontare 3 gol. Oggi pomeriggio invece a partire dalle 14.30, cioè cominciate da più o meno 7 minuti, Arzicampo Tamai, Belluno Union Pro, Dro Cras Repeng, Fontana Fredda Triestina, Giorgione Montebelluna, Legnago Sacilese, Mezzocorona Mori Santo Stefano. È molto interessante vedere, dopo appunto i risultati di ieri pomeriggio, questi due anticipi, la classifica della Serie D, perché si pensava a una corsa solitaria di Alto Vicentino e Bianco Scudati. No, questa è la classifica vecchia, se mettete quella nuova, che non c'è. Non c'è, No, ma scusa, comunque allora la IGP, classifica, la redazione di la Pordenone, versione di Pordenone licenziare- è già in festa, è già in festa. ma è in festa dall'inizio del programma, È già in però, festa dall'inizio di questo programma. Allora, ve la dico a voce, i biancoscudati sono a 41 punti e hanno già, pensate, dopo 16 partite, 16 perché hanno giocato ieri in anticipo, quindi hanno già 5 punti di vantaggio sull'Alto Vicentino, che attenzione, da dietro sta arrivando, è bello da dietro, sta arrivando il Belluno a 34, ma anche la Sacilese è a 31. E quindi non si sta verificando quello che si pensava all'inizio del campionato, cioè che i biancoscudati e l'Alto Vicentino avrebbero ammazzato il campionato. Così non è, i biancoscudati sicuramente dopo 16 giornate hanno fatto 41 punti, pensate su 48, quindi veramente un ruolino impressionante, ma l'Alto Vicentino, nonostante anche il cambio di panchina in settimana, è stato esonerato mister Cunico e niente da fare, ha solo pareggiato
E quindi oggi Belluno e Sacilese possono avvicinarsi, addirittura il Belluno potrebbe superare l'Alto Vicentino andando a 37. Pensare, Giovanni, che hanno esonerato un allenatore che è secondo in classifica. Sì, ma perché ha perso in casa con Giorgione, sì, poi dalle rive già l'anno scorso non gli è andata molto bene. Che C'è stato quel rush finale del Pordenone, Esatto. poi alla fine che gli è costato il salto di categoria. Esatto. Bene, allora io direi che andiamo a cominciare a stappare le bottiglie di vino. Iniziamo con Iniziamo. le 3 bottiglie di Chardonnay. Quale delle tre vuoi? Tutte e tre? No. Elisabetta, tu preferisci Gustiamo Chardonnay pian pianino. o Montepulciano? Io e l'alcol non è che andiamo proprio tanto tu d'accordo. sei una di quelle donne da sposare. Io sono una economica. Una donna da sposare perché ha astemia. No. Perché guida lei. Ah, perché guida lei. Quando bevo sono economica, quindi in ogni caso. Però quando beve c'è da vergognarsi. Una curiosità. Posso? Scusa, Mezza birra e dai numeri. Posso? Quanto fai con un litro? Molto poco. Va bene, allora ci vediamo. Com'è? Belluno o Montepulciano? D'Abruzzo. O, lei è o di l'esperta dei Lapponia, vini. visto che il Babbo Natale prima aveva detto che lo fanno anche in Lapponia. Anche in Lapponia, però quello è bianco mi Quello è sembra, bianco, no? sì. Il Montepulciano bianco di Lapponia. Un po' più leggero, ma... Sì, leggero? Beh sì. Un po' freddo però anche, no? Perché Sì, in infatti va Lapponia- servito fuori da frigo direttamente. Che esperto che è? Sembra, Teresa è tanto amico di Babbo Natale perché sa tante Ah, cose. ogni tanto, Parente lontano. Sa tante ogni cose. tanto qualche Però contatto non è- via mail, sai. Però non è ormai- giusto, fino adesso non me l'avevi mai presentato, io volevo conoscere anche le renne. Le renne erano Scusa, fuori- tu le conosci e non me l'hai mai Le detto. renne erano nel parcheggio, non le hai visto? Ma non le ho Sembra. viste prima. Ma anche no. Come Hai sono visto prima che avevo anche un sacco di licheni pronti da dargli a mangiare perché insomma poverino. Va bene, allora noi ci fermiamo, facciamo la prima pausa, ci vediamo subito dopo naturalmente con, guardate qua cosa succederà oggi pomeriggio e con gli altri collegamenti di oggi pomeriggio ci manca collegarci con Arzichiampo, Arzignano, questi cambiano nome ogni giorno col Tamai e ci manca anche il collegamento con Legnago per Legnago Sacilese, naturalmente con Rugby per Rubano Rugby, Rubano, come ho già detto ma ripeto, è il paese degli Juventini, hai capito? Rubano degli Juventini. Benissimo, beh, sottile questo. Guarda che pelo, guarda. Mamma mia, c'è una Signor reazione Giovanni, a catena, guarda. signor Arriva Giovanni. fino proprio all'intestino. Ci vediamo dopo. Tra poco. Se ce la facciamo. Sì. L'uomo, la donna, Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, tutto l'abbigliamento e gli accessori di moda per passare le feste con il massimo dello stile e fino a Natale su tutto l'abbigliamento lo sconto del 25%. Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, ad Azzano X, sempre aperti. Natale in città, a Pordenone. In piazza 20 settembre, le casette di Pordenone. Il mercatino di Natale. Un percorso enogastronomico dove gustare specialità tipiche. E poi oggettistica, accessori, idee regalo. Le casette di Pordenone. Fino al 6 gennaio, la festa più bella dell'anno. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. La convenienza in festa. Vic Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Per le feste, asciugatrice Smeg, top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799. E tante altre offerte shock. Solo da Vic Make It Outlet. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane.
Le feste in un'atmosfera unica. In piazza a San Vito al Tagliamento. Antico Caffè Bottegon. Gli aperitivi per festeggiare tutti insieme. Le colazioni dalle 6 del mattino. Le grandi serate. Antico Caffè Bottegon. A Capodanno il cenone di fine anno con menù a buffet, DJ set e tante sorprese. Antico Caffè Bottegon. In piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica, Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Un'atmosfera accogliente, un ambiente curato dove gustare piatti di pesce ed un'ampia scelta di carni nazionali, cotte anche sulla nuovissima griglia a vista. Ristorante Pizzeria Lisei. E per gli amanti della pizza tante specialità cotte nel forno a legna e anche con impasto al camu. Ristorante Pizzeria Lisei, sempre aperto tutto l'anno. Ben ritornati all'altra domenica su Telepordenone. Guarda che a Fabrizio non piace, Lo so. Dovevo cambiare termine. Dobbiamo fare gli auguri anche a Fabrizio. Auguri a Fabrizio Astolfi e all'Aston Models. No, da parte mia no, perché il modello tatuato non me l'ha portato. Niente? Quindi niente auguri. Ma con tutti i maschioni che qua oggi tu vuoi un modello... Ascolta, qualcuno ha tatuaggi qua? Ma chi è questo modello tatuato? 1, 2, 3, 4... Ma come si chiama questo modello tatuato? Te lo porto io per Natale. Ormai è l'ultima domenica. Mi prendo l'impegno. Va bene, ok. Non te lo ricordo, dopo mi dici. No, uno qualsiasi, voglio dire, dei suoi modelli tatuati. Uno qualsiasi, va bene. Comunque, non c'è un catalogo, c'è un catalogo Lo magari. scelgo bene, promesso. Una volta Solo per c'era te. il postal market che arrivava a casa. Non ci hai candidato a noi lei, non sappiamo il nome. Si chiama Eva Cristaldo. Una pausa, anzi Eva Cristaldo che...
Ma cosa vuoi da me? Se anziché il caffè, io quando mi sveglio la mattina penso a Eva. Faccio la pipì, faccio la pupù, ma con la mia mente sto costantemente a Eva. Comunque è molto bello quello che fai la mattina, no? E pensando a lei, la seconda. Perché non ti ho detto la sera. C'è un collegamento. Allora, scusa, Pier Antonio Stella, puoi ripetere adesso davanti a tutti quello che mi hai detto prima? Ho detto che sì, visto che prima non ho potuto rispondere per cui entrare in onda, ho detto sono tutto per te da questo momento. Grazie, almeno lui. Ma soprattutto a sua moglie che è a casa, che sta seguendo la trasmissione, quindi un bel regalo di Natale. Parlavamo in maniera professionale, GP, Sì, tu, sempre lui a Chiaramente, parare. chiaramente. E allora buon pomeriggio Pier Antonio, naturalmente sai che qua poi oggi si scherza in particolare, una puntata molto speciale. Pier Antonio non lo sai, innanzitutto buon pomeriggio Pier Antonio. Buon pomeriggio a te Omar. A Gemma manca lo strumento oggi, per quello. Esatto. Allora, oggi sarà un po' con tutti così. Sì. Koala. Oggi manca un musicista che ha il suo strumento preferito. Sì, però lo strumento c'è, sempre di casa Sbaniotto alla fine. Sì, però a lei piace lo strumento maschile, non femminile. Cosa c'ha di femminile sto strumento? Dimmelo tu se usi questo. Ascolta, siamo collegati con Legnago, con la bellissima città, per parlare di Legnago Sacilese. Scusaci Pier Antonio, qua un po' così oggi. Allora siamo più o meno al 20°, come stanno andando le cose con appunto Legnago Sacilese? Innanzitutto bene, al 20° del primo tempo il risultato è ancora sullo 0-0. Trasferta sicuramente delicata quest'oggi per la Sacilese, visto che va a affrontare una squadra che ha appena cambiato allenatore. Andrea Orecchio ha preso il posto di Leonardo Rossi, per cui si sa che in questi casi c'è una scossa quantomeno dal punto di vista psicologico che porta ovviamente la squadra a rendere di più, e infatti l'inizio del Legnago è stato sicuramente molto volenteroso, squadra vicino anche già al vantaggio con un diagonale potente del difensore Frigi, però la Sacilese come al solito è attenta ma non sta certo a guardare, ha reagito con un tiro cross di Craviari che è finito pericolosamente sull'esterno della rete. Da segnalare che è in panchina l'atteso ex biancorosso, il brasiliano Adriano, che qui a Legnago sfortunatamente per lui non riesce a trovare quella continuità di rendimento che a Sacile invece l'aveva portato a essere un autentico protagonista della categoria fino a realizzare 18 reti nella stagione 2012-2013. Una formazione, quella di Schiattara Zironelli, sostanzialmente che è identica a quella di domenica scorsa contro la Clodiense, con le uniche eccezioni di Manucci che si è ripreso il suo posto in difesa al posto di Bolzan e di Pressini che sostituisce l'infortunato Biasi Manolacchi. Da segnalare infine sicuramente una trasferta importante, questa anche per la Sacilese, per il fatto che qualora oggi riuscisse nell'impresa di portare a casa i 3 punti, si porterebbe addirittura a sole 3 lunghezze dal secondo posto, ovvero un traguardo insperato in alcuni frangenti di questo girone di andata. Ecco, proprio a questo riguardo, proprio pochi minuti fa, presentando questa giornata e commentando i risultati di ieri, soprattutto clamorosa, appunto il 4-4 dell'Alto Vicentino con la Clodiense, il ragionamento che ho fatto era questo: sembrava che il campionato fosse ammazzato da Biancoscudati e Alto Vicentino, invece l'Alto Vicentino addirittura già questa sera, se il Belluno dovesse vincere, sarebbe appaiato dal Belluno e la Sacilese sarebbe lì sotto. Cosa è successo secondo te, nonostante il cambio di allenatore, troppo funambolico dalle rive, o è una crisi che arriva forse già dall'anno scorso? Ma è difficile perché la squadra è notevolmente cambiata, no? Rispetto a quella dell'anno scorso, c'è stata un'autentica rivoluzione. Ecco, questo mi permetto di dire, ovviamente, per quanto non sia il mio compito certo trarre giudizi, però è occhio, magari una squadra che è arrivata a seconda facendo 83 punti e a 2 punti soltanto dalla capolista, probabilmente
magari mi sarei aspettato, ecco, la conferma, maggiori conferme, ecco, rispetto invece a quella che è stata la rivoluzione, senza nulla togliere ovviamente ai nomi veramente importanti che sono arrivati all'Alto Vicentino quest'anno, compreso in quest'ultimo mercato di invernale, insomma, con giocatori veramente di categoria forse anche superiore rispetto alla Serie D. Però questo è anche un po' la bellezza del calcio, Sì, no? quello è Non vero, sempre la somma dei grandi nomi fa poi anche una squadra vincente, anche se ovviamente è meglio parlare sempre con il condizionale, perché stiamo parlando, insomma, di una situazione che si sta creando, insomma, neanche alla fine del girone d'andata, visto che manca ancora una giornata dopo questa, per cui insomma aspettiamo ovviamente dei bilanci. 5 punti dal Padova possono essere tanti, ma l'ha dimostrato anche il Pordenone l'anno scorso, che a un certo punto era a meno 5 dal Marano, che poi possono anche rivelarsi pochi, insomma. Certo. Benissimo, grazie a Pier Antonio naturalmente. Quando vorrai, se succede qualcosa, linea aperta per te da Legnago, per questo Legnago Sacilese. Benissimo. Grazie. Nel frattempo in TV hanno fatto vedere gli spogliatoi dell'Udinese e vedevo Amanda e Eleonora particolarmente interessate, con gli occhi incollati sullo schermo, perché si vedevano i giocatori dell'Udinese in mutande. Chi è che... No, erano in mutande. Io dei commenti. Guarda, non posso dire. Non posso, non ce l'ho permesso. Siamo in fascia protetta. Siamo in fascia. Stiamo davanti perché Eleonora li conosce già. Io ci rischio il posto di lavoro. La cucitura. Amanda era dispiaciuta perché ha visto Di Natale vestito. Vederlo un po' più spogliato. Ma abbiamo già le formazioni, Omar? Sì, allora abbiamo le formazioni ufficiali. Abbiamo giustamente quella dell'Udinese, la Sampdoria giocherà comunque col solito 4-3-3. Allora, le novità sono queste. Allora, Karnezic confermato tra i pali, Danilo e Voag difensori centrali, Ertò e Pasquale esterni, Widmer, Pinzi, Badù e Cone a centrocampo, Ghejo, gioca Ghejo, mi confermi, no? È scritto così, no? Sì, questo oggetto del mistero che è un attaccante spagnolo. Ma è simpaticissimo. Per forza, esce sempre con lei la sera, come fa a giocare la mattina dopo? Esce con la Mazzari la sera, Ghejo, come fa a giocare la mattina? Però tu che la conosci bene, che è simpaticissimo, vuol dire che ci esci. Ma non ci esco, no? Ma insomma, non lavoro lì. Scusa, adesso parliamo tecnicamente. Lui giocherà al posto di Natale davanti, no? Dovrà fare il centravanti boa di movimento per aprire la strada a Terò e Conè che si inseriscono. Poi Widmer giocherà in funzione dalla destra e il centrocampo spingerà. Tu che conosci bene i giocatori e non vuoi perdere il posto di lavoro, qual è il tuo commento tecnico in vista del calcio d'inizio? Punto di domanda. Passa parola. Sì. Omar, stavi parlando di una partita del campionato italiano di calcio. Ma no, ma se la sono preparata. Non ho sentito nessun nome. Dai. Com'erano? È stupidità all'inizio naturale. di Natale che è fuori. C'è qualcosa che gli unici due friulani, no, ci sono italiani, no, dell'Udinese, scuso Pinzi e altri, però ci sono due friulani in panchina, sono Meret e Scuffetto, no? Che sono gli unici due autoctoni, sì, esatto. E portieri. E portieri, perché loro difendono e devono evitare il gol. Tra l'altro lei ha notato una cosa, che Scuffetto è l'unico senza tatuaggi, mentre gli altri sono tutti tatuati. No? Perché lei Perché ha è accesso friulano. agli spogliatoi, soprattutto alle docce. Perché sai, certi lei fa il controllo, Controlla qualità? Tecnico-qualità. Fai controllo qualità, Udine? Quando entra lei dicono 6-2-6. Alla prossima pausa potremo fare un controllo qualità dei tatuaggi di Gemma, perché ne ha veramente di belli. Sì, ma che c'entro io? Scusate, che Ma tu c'entro c'entri io? sempre. E lei fa i controlli tatuaggi. Senti, io allora so che molti di voi uomini vorrebbero entrare in questi spogliatoi, quelli dove c'è per noi l'inviata Martina Forgiarini. Sì, ma quelli del rugby femminile, che quello del rugby maschile è meglio non passarci. Ma ecco. perché no? Ma forse vi farebbe No, anche perché bene, altrimenti voglio dire. avrebbe ragione l'ascoltatore dell'altra settimana che ha scritto su Facebook che questa è una trasmissione di tette e culi. Esatto. E noi gli abbiamo risposto per fortuna. Perché Allora, prima di collegarci con Martina, che saluto già, vi do due risultati cambiati in Serie D a Belluno. Avevamo appena parlato del Belluno, il Belluno è sotto, quindi il Belluno 0 e Union Pro 1, e purtroppo ad Arzignano, l'Union Arzignano sta vincendo col Tamai per 1-0. Questi sono i due risultati attualmente cambiati in Serie D. E allora noi ci trasferiamo allo stadio del rugby di Udine, il cui nome non imparerò mai a memoria. Gerli. Non so, Gerli. Gerli, ecco, Martina Forgerini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ti devo correggere subito perché oggi siamo in trasferta a Padova, oggi giochiamo contro il Rubano, l'ultima in classifica. E la partita all'andata avevamo vinto contro il Rubano 40-12, quindi era andata molto bene. Oggi la partita è iniziata con il piede giusto perché subito al 6° minuto l'Udine ha segnato la sua prima meta, però in questi ultimi minuti il risultato si è capovolto e siamo sotto di 8 punti, Udine 5, Rubano 13. Quindi adesso vediamo come va, speriamo di riuscire a recuperare, speriamo bene insomma oggi. Bene. L'Udine comunque è salva, nel senso che rientra tra i primi 3 in classifica, quindi accede direttamente ai playoff. Il Rubano ovviamente, per il Rubano oggi è assolutamente importante portarsi a casa questa partita perché appunto è ultima in classifica, anche se ormai è quasi impossibile per loro accedere alla fase dei playoff. Certo, perfetto Martina, noi ci aggiorniamo più tardi, naturalmente in bocca al lupo al Rugby Udine, ecco, in quelli di Rubano. Grazie mille, un altro risultato cambia in Serie D, scoppiettante questi primi mezz'ora, Castelfranco Veneto, il Giorgione è sotto col Montebelluna e quindi Giorgione 0 e Montebelluna 1. Altri risultati cambiati, Erzichiampo Tamai 0-1, scusatemi 1-0, perdonatemi. Cominciato a Genova e Belluno Union Pro 0-1, tutto il resto è 0-0, ricordiamo ieri Bianco Scudati Padova, Union Ripa 3-1 e Clodiense Alto Vicentino 4-4, è cominciata la partita a Sampdoria, perché l'anno scorso ci ricordiamo che la Sampdoria giocava a Omar a Genova? No, a Sampdoria. Anzi giocano a Marassi. Gemma. No, volevo sapere se potevo leggere dei messaggini che sono arrivati, se Spera c'è che chiedo, spazio. Massimo può leggere? Ma direi di sì, dai. Bene, Questo è Natale. Abbiamo l'ok di Massimo, perfetto. Allora, ci piace la camicia slim di Costantini. Grazie. Ma perché È anche griffata Video Regione e Telepordenone. Ecco qua. Però non credo siano le tue fan, non lo so. Quelle della scorsa volta, tutte quelle donne C'ho che anche stanno... la camicia, se vuole, griffata, tipo sceriffo, ma oggi non la metto su. Poi un grandissimo abbraccio e tantissimi auguri di buone feste a tutti voi, affezionatissimo Eddo di Brugnera, che salutiamo. Ciao Eddo, grazie, tanti auguri anche a te e alla tua famiglia ovviamente. E poi buone feste a tutti gli amici di TPN, buon Natale e tanta salute. Alessio alias al secolo, Alessio Pedalò. Esatto, ciao Alessio, anche lui che è stato il nostro ospite. È una bambina bellissima, una famiglia bellissima, tanti auguri a tutti voi. Quindi Sabino? Quindi io direi che, visto che ho sempre dedicato delle canzoni alle tue co-conduttrici, oggi volevo dedicare una canzone a Gemma. E visto che loro hanno cantato una canzone bellissima, Neve, no? Visto che noi lavoriamo molto sui doppi sensi, io farei, noi all'altra domenica, cioè, bisogna stare attenti alle parole che si usano perché io farei una canzone dedicata a Gemma che fa così. Vuoi da bere? Vieni qui, tu per me, te lo dico sottovoce, amo te, come non ho fatto in fondo, con nessuna resta qui un secondo, se hai bisogno mi trovi, cercami in un sogno, amo te, quella che non chiede mai, non se la prende se poi non l'ascolto. Sei un piccolo fiore per me, e l'odore che hai
sono fedele ma forse lo sono. Quando sento il tuo piacere che si muove lento, ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte con il mio, poi nasce il suo. Ho un pensiero che parla di te, tutto muore, ma tu sei la cosa più cara che ho. E se mordo una fragola, mordo anche te. Ma purtroppo adesso è impegnata con un No, ho sentito, grazie mille. La strofa iniziale era perfetta per te. Vuoi da bere, era l'unica che c'entrava, voglio dire, però come rovinare un attimo romantico. Allora, volevo dirti che purtroppo il Tamai è sotto e tra poco avremo un collegamento con un nuovo amico che si chiama Mauro. Sì. Però prima una bella notizia di Maurizio Mazzon. E allora, non so quanto buona sia per Antonello Gherardi, Fontana Fredda Triestina. Prego Maurizio. Niente, al 32esimo del primo tempo, dopo un periodo un po' in cui il Fontana Fredda era un po' in difficoltà, la Triestina aveva avuto un po' sopravvento a metà campo su un'azione di alleggerimento, si è arrivata la palla in area a Ortolan che in mezza tirata l'ha iniziata sotto la traversa, un bellissimo gol, però la Triestina non scherza adesso. La Triestina non scherza. Non scherza, però alla fine il gol lo prende sempre. Beh, comunque siamo al 36esimo. Quindi c'è tutto il tempo per recuperare ed è bello sentire da Maurizio Mazzon, che è uno dei dirigenti del Fontana Fredda. Lo fa. Com'è? Lo fa per cortesia. No, ma lui è molto obiettivo. Quando si è arrabbiato domenica scorsa per l'arbitro sicuramente era successo di tutto, perché Maurizio non è uno che si lascia andare a elucubrazioni. Grazie. Però Maurizio, dai, ci siamo conosciuti quest'estate, ti ho conosciuto bene, insomma, non sei di quelli tifosi con parocchi. Assolutamente. Assolutamente. Perché poi quando c'era dato il rigore che non c'era domenica, Esatto. ho detto che il rigore non c'era. Volevo fare una domanda a Maurizio. Prego. L'impianto di gioco della Triestina ha un suo perché o vive su improvvisazioni o c'è un gioco? Guarda, loro hanno fatto, come lo sapete poi un po' tutti saranno fatto importanti acquisti adesso a dicembre. Sì. Secondo me questa è una squadra che sicuramente venderà cara la pelle. Dico, fino adesso hanno condotto una buona gara, hanno avuto una supremazia territoriale importante, però sterili, non hanno mai concluso in porta, questo è vero. Però sicuramente è una squadra da non sottovalutare, insomma. Bene. Grazie Maurizio. Grazie a Maurizio Mazzon, allora ripetiamo il risultato a Fontana Fredda 1, Triestina 0, grazie a Maurizio Mazzon, naturalmente linee aperte, e un altro risultato cambia in Trentino, il Mezzocorona in vantaggio sul Mori Santo Stefano e la lotta tra le ultime due in classifica, insomma, appunto, Mezzocorona 1, Mori Santo Stefano 0. Questi risultati appena cambiati, sono le 15:07 e a Genova mi sembra, Omar, che l'Udinese dà segni di risveglio rispetto a domenica scorsa. Diciamo che ha tentato una conclusione a rete, la partita per il momento vede le due squadre giocare in fase di studio abbastanza, tra parentesi, a viso aperto. Adesso tra l'altro da Sampdoria in possesso di palla c'è stata questa occasione per l'Udinese, ma insomma un tiro cross in area, Terò ha tentato di metterla dentro, la palla è finita sul fondo. Tra l'altro ti segnalo che il Palermo sta conducendo sull'Atalanta 1-0, proprio in questo istante è arrivato il gol. Dunque a Bergamo, Atalanta 0, Palermo 1. Però dire che ci siano segni di risveglio mi sembra ancora un po' Ho visto due azioni, sai che io butto l'occhio ogni tanto. Giustamente io poi devo fare la correzione tecnico-tattica, la Mazzarri che tra l'altro fa oggi da commento tecnico mi può confermare che sul cross in funzione dalla destra Widmer ha passato un bel pallone, però si è girato al volo, la palla è finita in curva sud, no? Direttamente. Beh, vabbè, però insomma era un'azione. Ma secondo te ci sono è stata questi... esonerata anche lei? No, lei sì. Ma chi vuoi che la mandi via? Lei? Io di solito esonero,
No, siccome è stato esonerato Mazzarri all'Inter. Ma Lei, l'unico esonero che ha preso dal servizio militare. Questo è la cosa. No, io esonero di solito, è differente. Ecco. Bella Infatti mi ricollego a questo dicendo che io sono a Udine dal 24 al 27, l'ho invitata a esonerare il suo fidanzato per poter uscire con lei, poi lo riassumi il 28 dicembre, va bene? Quindi siamo d'accordo su questo, non c'è problema. Mi sa che le buschiamo entrambi nel caso. Ma io mi porto Costantini, che sono a posto, mi difende Omar, la mia guardia del porco e del corpo. Gemma, no, ti vedevo lì, cosa succede? No, niente, stiamo facendo gli addobbi natalizi. Stai facendo le doppie natalizi, benissimo. Aspetta, vorrei chiedere a Enrico se si fa vedere. Avete mica aperto una bottiglia di grappa lì dietro? Perché mi sembra strano oggi, Gemma. Sì, No, hai visto che il mirtillino è qua. Sabino diceva vuoi da bere? E ho detto sì, grazie, mi sono servita. Gemma, c'è un'altra cosa che voi non sapete. Nessuno sa in questo studio una cosa che succederà non so quando, ma Antonello ha dichiarato che canterà una canzone in diretta qua in studio. Benissimo. Per cui succede oggi o nelle prossime puntate? No, Oggi? credo che succeda oggi. È l'ultima puntata prima di Natale, direi che di sì. Oggi deve succedere, oggi. Allora 2015 per un mio carissimo amico sarà un grande anno, perché? Perché comincia un nuovo mondo, un nuovo commercio, insomma una nuova vita per il nostro amico Massimo Piubello. Raccontaci un po' e nel frattempo vediamo questa bellissima ragazza col nuovo abbigliamento appunto che Massimo lancia online. Sì, dal primo di un po' di vita, Sì. Vabbè, non è un funerale. Dal 1 di gennaio, niente, cominceremo con il presentare la nuova homepage del gruppo Piubello al sito www.piubellosport.com. A livello di hashtag stiamo utilizzando, nel frattempo cominciamo a vedere la bella Amanda che è la nostra ragazza immagine. Dicevo che a livello di hashtag, intanto con l'hashtag appunto il mondo più bello, vogliamo presentare quelle che sono le varie iniziative che il gruppo più bello organizza, che vanno dalla e-commerce appunto, quindi la possibilità di acquistare online tutti quelli che sono i nostri prodotti tecnici per la pallacanestro, visto la nostra specializzazione in tale ambito, piuttosto che anche materiali da lavoro, da divertimento e quant'altro. Si usano i pantaloncini dipende dal soggetto, in questo caso, no. Avevamo bisogno la di... verità è che lei fa come Baresi, gioca con la maglia fuori. E niente, quindi come dicevo, e-commerce per quello che è l'abbigliamento e quant'altro. Dopodiché ci sono altre iniziative che noi organizziamo, dalla produzione di eventi e di spettacoli al noleggio di strutture e quant'altro. Quindi dal 1 gennaio andiamo a presentare quello che è il mondo più bello, rappresentato anche dalla t-shirt che in questo momento Amanda sta indossando, quindi è un mondo tutto nostro, con le varie iniziative commerciali che appunto Ti fermo un attimo, ricordati dove ti sei fermato perché c'è un collegamento, prego. Sì, un inviato che non sentiamo da un po', Maurizio Mazzoni. Allora andiamo a Fontana Fredda e vediamo cosa succede per Fontana Fredda Triestina. Prego Maurizio. Il Gazzulo ha fatto gol 2-0, il primo gol di Gazzulo in maglia rossonera, il nuovo acquisto qua di dicembre che abbiamo preso dalla primavera della Juve Stabia. Alla seconda presenza è riuscito a fare gol su un pregevole scambio di Telan con Florian. Florian dopo avanti il portiere l'ha saltato, ha vinto un rimpallo e poi in tapping è arrivato il secondo battuta a Gazzulo che l'ha messa dentro a porta vuota. Bene, naturalmente. 1-0 non meritatissimo. Non meritatissimo. Diciamo che pulisce oltre i meriti della Triestina, insomma. Va bene, grazie Maurizio, mancano pochi minuti, vero, alla fine del primo tempo? Certo, sì, mancano 3 minuti. Esatto. Benissimo, grazie. Allora, ricapitoliamo quando mancano appunto 3-4 minuti alla fine dei primi tempi, tutte le partite di Serie B, Arzichiampo Tamai 1-0, Belluno Union Pro 0-1, GP, scusami, è arrivato il secondo gol, quindi la prima partita Arzichiampo Tamai sono 0-2. No, 2-0, vince l'Arzichiampo. Sì, scusami, sì. Allora, ricominciamo. Allora, Arzichiampo Tamai 2-0, Belluno Union Pro 0-1, Drocras Le Pen 0-0, Fontana Fredda Triestina 2-0, Giorgione Montebelluna 0-1, Legnago Sacinese ancora sullo 0-0 e a mezzocorona Mori Santo Stefano 1-0. Torniamo al mondo più bello.
Abbiamo visto, intanto è molto interessante anche a livello di marketing come hai scelto di far posare Amanda, no? Non le solite foto di una persona lì seria, pum, lei che fa le boccacce. Questa è un po' seria, però altre sono molto, molto carine. Com'è che hai scoperto questa splendida donna? Cioè, la conoscevi prima, l'hai vista giocare? Siccome Amanda, ricordiamo, gioca anche a basket, ecco, come l'hai scoperta? Massimo è curioso mica poco, cioè è curioso. Beh, sicuramente Amanda la conoscevo perché il fidanzato con cui... Questo giustamente anche l'occhio vuole la sua parte. Amanda sicuramente non ha nulla da nascondere. Aspetta, se mi inquadrate per favore, perché ho un grosso messaggio da dare. Siccome attenzione Omar Costantini, poi tornate Sampdoria 1, Udinese Genoa, Udinese 0. Blanco Neri, sta di fatto che il golletto c'è scappato, dunque avevo detto a GP che era troppo presto il suo presagio preliminare, sta di fatto che alla prima distrazione difensiva Obiang è entrato in area di sinistro e ha messo dentro il gol dell'1-0, dunque a un quarto d'ora del primo tempo la Sampdoria conduce sull'Udinese per 1-0, gol regolarissimo. Vediamo uscita di Carnesis, vediamo uscita di Pugno, d'altronde lì non poteva prenderla al volo, e come sempre giocatore libero in area. Giochiamo, ripeto, con la difesa a 4, però qualcuno si è fermato probabilmente ancora a Gonars per il caffè, e sta di fatto che siamo sotto a Genova meritatamente per 1-0. Va bene. Allora, prima Amanda mi ha confessato una cosa molto importante, mi ha detto mi raccomando in trasmissione, non preoccuparti, voglio salutare il papà e la mamma di Amanda che stanno guardando, perché questo non è ancora niente, si sarà ancora di peggio, quindi non preoccupatevi. Prego Omar. No, volevo dire, qualcuno parla di panettone, siamo sicuri che qualcuno mangerà la cubana stasera? Sì, anche io questo sospetto. Ho questo sospetto. Aspetta, noi abbiamo l'infiltrata udinese. Il tuo amico Stramma, pensi che arrivi con l'Udinese stasera da Genova o che prenda i mezzi propri? Ma non so che impegni abbia per domani, per cui non gliel'ho chiesto. Scusa, non hai tu l'agenda? No, l'agenda non ce l'ho. Non ce l'hai tu? Ma tu, siccome tu fai anche la... come si chiama? La logistica dell'Udinese, no? Hai prenotato il viaggio di ritorno per Stramaccioni o è un'opzione? Io faccio l'organizzazione per il settore giovanile, quindi questo non te lo so dire. Non lo sai dire, va bene. Dunque, noi ci fermiamo solamente un istante perché ci sono gli auguri di Natale dei nostri amici del mondo Pascià. E poi io gli devo mandare la letterina. Sono in tempo. Babbo Natale. Non lo so. Bruno, sai dove è finito Babbo Natale tu? Un attimo, sì, un colpo di telefono. Io lo so. Ecco, perché lo so. Lo sa Sabino. Io l'ho visto, Babbo Natale era dietro le quinte, ha visto le foto di Amanda e capendo che Amanda è nata ad alta quota per via di una buona respirazione che gli ha dato la natura, Babbo Natale è andato in montagna. È andato su. Perché magari trovava. Direi molto bene. Scusa Giovanni, a Bergamo Palermo 2, Atalanta 0. De Hota o De Hura? De Hura. Comunque ti stai sbagliando perché sempre membri dell'anno scorso l'Atalanta gioca ad Atalanta. Sì, però De Hura o De Hota non ha spiegato dove. Gli auguri di Natale degli amici del mondo Pascià, prego regia. E anche quest'anno è arrivato il periodo delle feste e noi del Pascià Group vi invitiamo a trascorrere insieme a noi momenti di gioia e divertimento. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. E per il periodo delle feste vi offriamo il nostro impareggiabile mirtillino. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo, buffet gratuito.
migliori DJ a rotazione. La diretta su Radio Fantasy. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. E poi la sala slot con i giochi più divertenti. Il giovedì da Leoni, il giovedì sera con la musica più bella. Il sabato sera le serate a tema per un grande sabato, in diretta su Radio Fantasy. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui mega schermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia. Le feste passatele con noi. Pascià Group e buone feste a tutti. Ben ritornati all'altra domenica. Ecco, meno male che non si vede quello che succede quando c'è qualcosa, no, al di fuori dello backstage, studio. Sì. meno male. Attenzione, l'Udinese quasi vicina al gol, quasi, Omar. Non l'hai visto? Chi è stato Fernandez? Chi è? Cone. Cone, vediamo l'azione sulla sinistra. Sfiorato la traversa. Dei pali, ecco, vediamo il tiro. Piattone di Cone, pala bello piattone di Cone. Sembra anche una cosa che non si può dire a quest'ora, no? Piattone di Cone. Il menù di Natale. Il menù di Natale. Il menù di Natale? Piattone di Cone. Ecco, Antonello. No, volevo tornare ad Amanda. Sta tornando. Ben ritornata. Che bella. Ti viene da dire... Che bella canottiera, proprio, che bella canottiera. Amanda. Sì, Antonello, torniamo ad Amanda. Dai. Francesca, ciao. Ciao Francesca. Allora Massimo, torniamo invece a parlare appunto di questo mondo più bello. Cosa pensi di riuscire a intercettare nel mondo del web? Perché il mondo del web non è una televisione, una radio, un giornale, no? È worldwide, dappertutto. Cioè la tua intenzione è anche quella di cercare di uscire da... No, scusami Andrea, prego. Dove l'hai letto? World Wide Web, si deve dire. Ah, ok. Sì, dove l'ho letto. Sì, so qualcosa, non tanto, ma fino lì ci arrivo. No, dicevo, hai anche l'intenzione appunto di cercare di uscire da quelli che sono i nostri confini, o è stata un'esperienza che vuoi provare, giustamente, visto che produce abbigliamento da tanti anni, non diciamo quanto. Diciamo pure che è 30 anni che io sono nel mondo dell'abbigliamento, e la cosa particolare è che io sono nato proprio dalla tessitura del filo, e quindi è logico che l'evoluzione in 30 anni di lavoro è stata tale per cui siamo diventati più commercianti rispetto a produttori, rispetto a una volta, e sicuramente anche quello che è il business direttamente alle associazioni, agli enti o quanti altro è certamente incalando, nel senso che ritengo che il futuro sia più nell'e-commerce, nella vendita online, e quindi un rapporto sempre più purtroppo asettico, però certamente diretto da computer a computer, quindi il famoso B2C, quindi business to customer, che va a momentino a prendere il posto di quello che invece è il B2B, quindi il business to business. Incalando, naturalmente. Ecco i pantaloncini di Amanda. Perché proprio c'erano le una cosa alla volta. Dimostriamo un po' alla volta. Comunque così si vede bene. Il mondo più bello vuole cambiare proprio la tipologia di rapporto con il cliente e andare anche oltre quello che è l'abbigliamento, quindi anche nell'organizzazione, e specialmente nei progetti di marketing mirato per quelle che possono essere dei nostri partner, sia durante i nostri eventi che anche per eventi creati proprio ad hoc per queste aziende. Massimo, una curiosità, in base a cosa hai scelto Amanda? Cioè invidiosa. Hai visto per noi donne?
Allora, no, Se Amanda si è può stata dire, scelta. Se si può dire, Assolutamente esatto. si può dire. Ricordiamo che il papà e la mamma di Amanda ci stanno seguendo, tra parentesi. Amanda è stata scelta perché il suo profilo di Facebook, e visto che noi lavoreremo molto dal 1 gennaio 2015 su Facebook, sui social, su tutto quello che è il web, era uno dei profili più seguiti tra quelli che io conoscevo. È tra altre cose una grandissima appassionata di pallacanestro, stante che lo zoccolo duro della clientela più bello è il mondo della pallacanestro. Ecco che è stato molto semplice abbinare la sua immagine a quello che è il nostro prodotto. Abbiamo cominciato a parlarci, quindi non solo a chattarci, no, a parte gli scherzi, ci siamo incontrati a Lignano una sera e abbiamo approfondito questa situazione commerciale nella quale lei si è resa assolutamente disponibile, perché ritengo che possa essere per lei anche un motivo di lavoro futuro anche, tra l'altro. Mi piace che hai specificato che hai approfondito il lato commerciale. Assolutamente. L'hai sottolineato. Sempre per la mamma e il papà. Questa è una trasmissione a doppi sensi e forse, con tutto rispetto per i presenti, questa forse è l'unica parentesi quasi seria. Ovvio, chiaro. Allora, posso fare una domanda? ho voluto sottolineare. Posso fare una domanda ad Amanda? Era ora che parlasse lei. Lei gioca a pallacanestro, no? Ma sei pivo o malo pivo? L'hai già fatta prima. Ma eravamo fuori onda. prima, Però, Devi rispondere. Però, GP, io vedendo le immagini non so se si può dire che è incalando il mercato. Beh, io credo che Mi sembra in crescita. dal punto di vista maschile, vedendo le foto di Amanda, Ti viene voglia di giocare a basket. È in crescendo. Beh, quello è l'intento. Questo si chiama marketing e questo è quello che l'intento, stiamo però, cercando di fare. Perciò sì, magari appassionare. Tu sei un appassionato di basket, no? So che Sì. dicevi prima che nel tempo libero vai anche a giocare a basket. Sì. Ma invece il basket, domanda che abbiamo fatto anche a Massimo tempo fa, secondo te come mai non ha più successo di una volta? Innanzitutto secondo me è perché comunque la gente non lo segue più, cioè a Udine ad esempio mi ricordo ai tempi della Snydero, l'ultimo anno non c'era nessuno al Carnera, era vuoto, e adesso non so se sia una questione che viene poco sponsorizzato probabilmente, a Udine danno più importanza al calcio secondo me, e quindi di conseguenza la gente non va, non è invogliata ad andare. Io la vedo personalmente così. Sì, no, magari... infatti, siccome so che sei un'appassionata, era una domanda, un'opinione che volevo da te. Non so, io girando in tanti palazzetti non ho mai visto così poca gente come a Udine. Scusami, ma come ti sei avvicinata a questo sport? Perché è uno sport insolito per una donna. No, un po' mio nonno che ha sempre avuto la passione, un po' insomma poi varie conoscenze. E quindi mi sono appassionata. Vedi che varie conoscenze, la Silvia, certo. una bella bestia, dice varie conoscenze. Posso fare una battuta? C'era il trucco. C'era il trucco? C'era il trucco. Che trucco? Boh. Molti della pallacanestro capiscono. Ecco, sì, sono messaggi in codice dati in televisione. Allora, prego Gemma. No, mi hai chiamato, sono qui. No, perché ti vedevo prima mentre stavamo parlando maneggiare. Con cura. Maneggiare cosa? Oggi attiri particolarmente l'attenzione, Gemma. Il telefono e il microfono. Ah, benissimo. No, è arrivato un messaggio che dice: buon pomeriggio, ma che carina quella ragazza seduta con la maglietta nera, by Angelo. Grazie. Ce ne sono due ragazze. Cioè, perché Quella- prima c'era anche Amanda con la maglietta nera, quindi io. Poi c'è anche Margherita che ha la maglietta nera. Non la vedevo da qui, Qual è scusami. Ecco, quindi C'è anche Angelo. Loris che ha la maglietta nera. Ha detto ragazza, però, Anche scusami Andrea, adesso. anche Sabino poi. Anche Bruno. Anche la Eva c'ha sta anche maglietta. lei. Anche la Gemma. Ragazza, Anche la Gemma ha la maglietta nera. Siamo tutti Che mia mamma a casa. Togliete il vino, vi prego. Come? Anche lei, cioè, siamo... Sì, anche Elisabetta. Sono No, tutte le ma ragazze. poteva essere per lei il messaggio. Esatto. Perché per Elisabetta? No. Non è possibile, no. Sai qual è la sfiga, no? Che i messaggi arrivano sul mio telefono. Se io manderei adesso un messaggio per Elisabetta, anche non ho il telefono per mandarglielo, cioè non è che ti automandi un WhatsApp. No, che dopo viene fuori che sei tu. Ma no, viene fuori, non sbrighi. Ma filmati, no? Vabbè. Metti le iniziali. Allora, GP. dunque, andiamo a vedere i primi tempi della Serie D che si sono conclusi e vediamo quelli che sono i risultati appunto dei primi tempi della Serie D. Si sta caricando la pagina web, eccoci qua. Allora, Cosa fa Giorgione? adesso vediamo. Giorgione è sempre sotto.
Giorgione. Grosso Giorgio. Il Giorgione, allora, non pigliatemi in giro, allora, Risichiapo Tamai purtroppo 2-0, Belluno Union Pro 0-1, male anche per gli amici che ci seguono da Monrupino perché il draw è andato in vantaggio alla fine del primo tempo e quindi draw Crassere Peng 1-0, Fontana Fredda Triestina 2-0, Giorgione Montebelluna, che interessa a te, 0-1, quindi perde il Giorgione, ancora solo. Legnaco Sacinese è l'unica sullo 0-0 e mezza Corona. Mori Santo Stefano 1-0 in Serie A, invece Omar? Sì, in Serie A per quanto riguarda le partite in programma questo pomeriggio, la Sampdoria è in vantaggio sull'Udinese per 1-0, Fiorentina, Empoli e Torino, Genoa sono ferme sullo 0-0, a Bergamo il Palermo è in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta. E quindi ribadiamo il nostro gioco perché gli amici ancora per mezz'ora possono giocare all'1x2. Esatto, devono scoprire o indovinare il risultato delle due partite. Devono scoprire il risultato. Perché Devono indovinare. C'è già il risultato, bisogna solo scoprirlo, c'è già. Va bene, devono indovinare, specifichiamo perché altrimenti. Ecco. Sampdoria, Udinese, Torino, Genoa ed in premio ci sono 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di Montepulciano d'Abruzzo. D'Abruzzo. Ce l'abbiamo fatta. Vuote perché ve le siete già scolate prima, No, diciamo. sono lì, comunque ne ho altre 3 in mano. Sarebbero anche il panettone questa volta. Grazie il panettone. No, No, io non vorrei... era male, il Montepulciano da Belluno non era Era domenica scorsa quello. No, aspetta, siccome qua Oggi c'è quello della Lapponia. oggi c'è quello della Portato giù da si Roma stanno a- scompisciando, vorrei sapere adesso. Ecco. Molto bene. Adesso lo dite perché qua È lui che ha fatto la battuta del è partito un embolo qua. Scusa. Prego. Oh, leggevi... No, niente. Adesso ci rendi partecipi per cortesia. Stavi leggendo i risultati di calcio e hai detto Attenzione, Santo pareggio Stefano. dell'Udinese. Pareggio clamoroso. Grande, mi hai salvato. Ha pareggiato l'Udinese a Mi hai Genova, ha salvato, fatto un cavolo. gollonzo. Chi ha segnato? Adesso stiamo cercando di capire, dovrebbe essere Gecko. Conè. No, Gecko. L'oggetto del mistero. Vedi ha che fa segnato. bene uscire con la Mazzarri, si scende in campo e si segna. Brava Leonora. Vediamo l'azione, c'è un cross da fondo campo. Ecco, vediamo Ghesu che con un tocco felpato batte esterno destro, batte in uscita il portiere della Sampdoria Romero, vice campione del mondo, ricordiamo, e mette clamorosamente il gol in rete. Ecco, Quindi diciamo non un sono gol dal alla di casuale, Natale. Questi sono i gol. È una bella proprio storia di cercati, Natale. voluti. È una bella storia di Natale. Dopo il piccolo Lord possiamo raccontare il gol di Ghegio. Ecco, Ghegio. è una storia, è proprio una storia di Natale, strappa lacrime, no? Questo oggetto misterioso che solo tu conosci approfonditamente, però voglio dire. Basta andare in giro per le discoteche d'estate e Lo trovi sempre. Bene, Gemma. Sì, abbiamo un collegamento GP. Sì. Parliamo di calcio ancora una volta, parliamo del Pordenone, credo a questo punto, con sì, Morena. facciamo- Morena. Borlini. Sì, Morena, sì, Morena. A posto. E salutiamo Morena che è la nostra amica dell'Aquilone. Ciao Morena. Ciao Morena Che ci dell'Aquilone, segue. salutiamo gli amici del Morenita, visto che Anche, siamo qua, ecco, ciao agli amici del benissimo. Morenita. E adesso invece andiamo al Caffè Nogaredo Pordenone Fan Club con Moreno Burlina. Beh, insomma, ieri pomeriggio, a parte che farci gli auguri di Natale come solito, insomma, è andato anche bene Moreno, dai, nel frattempo ci sono gli highlights sullo schermo di Pordenone Real Vicenza 1-1. Moreno. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che finalmente si è visto il punticino che aspettavamo, insomma. C'è da dire che il Pordenone ha giocato abbastanza bene, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo è calato un attimino, però è ben lontana questa squadra da quella che eravamo abituati a vedere qualche settimana fa. Molto probabilmente il mister Rossito è riuscito a infondere un po' di coraggio nei ragazzi e insomma i risultati si vedono con estrema soddisfazione, insomma, di tutti i tifosi. E, speriamo bene, speriamo di aver intrapreso la strada giusta, speriamo sempre in qualche rinforzino perché il gioco, diciamo, adesso si vede, però manca qualche giocatore un po' più di peso, soprattutto in avanti, perché diciamo che abbiamo un attacco un po' leggerino, però tutto sommato speriamo bene, insomma, un punto Certo. l'abbiamo fatto. Cosa vi raccontavate lì sugli spalti tra di voi guardando la partita? Ma insomma si parlava un po' del Natale, un po' delle cene, questo è quello. No, comunque, scherzi a parte, c'era insomma dell'ottimismo. Scusami Moreno, l'Udinese in vantaggio, Danilo, incredibile. Al 33esimo minuto del primo tempo, clamoroso a Marassi, dunque l'Udinese in 3 minuti ha ribaltato
il match. Danilo su calcio d'angolo si è inserito in area di testa, ha battuto Romero per il gol del vantaggio. Dunque ripetiamo, 33 minuti di gioco a Genova, Udinese 2, Sampdoria 1. Calcio d'angolo perfetto, colpo di testa, molto stacco bello. Vincente, pallone che finisce alla destra di Romero, imparabile il Poi gol, insomma. molto bello, stacco perfetto, ma anche qui la difesa un po' a nozze blu cerchiata. Dunque ripetiamo, l'Udinese sta conducendo adesso 2-1 sulla Sampdoria. Che poi voci di mercato danno per partente a gennaio proprio Danilo che vi si voglia, per Barcellona, non per l'ultima delle squadre d'Europa. Riprendiamo con Moreno parlando del Pordenone. Dunque, a parte le cene di Natale, so che è stata molto pesante quella che avete fatto col Pordenone Fan Club, almeno tua moglie mi sembrava molto provata l'altra mattina. Ma impegnativa, ma niente di che, insomma, siamo riusciti a portare a casa la pellaccia, quindi è andata abbastanza bene. Ben vengano, insomma, queste cose di aggregazione tra tifosi. E niente, è andato tutto bene, ci siamo fatti i famosi auguri di Natale che ci facciamo vanno per il periodo. da ormai 3-4 settimane. Ecco, poi prima avevamo in studio Babbo Natale, no? Che ha anticipato il suo viaggio qua in Friuli, e mi ha detto che è da te, proprio lì al Pordenone Fan Club, mi ha detto che sarà lì da te il 24. Raccontaci come ti sei messo d'accordo con Babbo Natale. Sì, ci siamo accordati, insomma, per una visita, la vigilia di Natale il 24 in mattinata. Passerà Babbo Natale con gli elfi, speriamo arrivi magari anche un paio di renne, non so, adesso vediamo. Vediamo se viene sua moglie. Noi abbiamo in studio sua moglie oggi, Eleonora, c'è la moglie di Babbo Natale in studio, vediamo se ti mandiamo lei anche. Quando di renne, di corna, mandi me? Cioè, scusa, non ho capito. Sarebbe molto contento Babbo Natale. Sì, ma anche tu se te la mando sei molto contento, sì, adesso non per dire. Silvia un po' meglio, ma non importa. Silvia, sì. Va bene. Allora Moreno ti ringrazio, naturalmente noi ci vediamo a Caffè Nogaredo. Ovviamente tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Il tempo mi sembra maturo per poterseli fare in maniera seria adesso. Sì. E ci vediamo prossimamente. E ci vediamo a Caffè Nogaredo, naturalmente il 24, ricordiamo Babbo Natale che darà i premi a tutti i bambini più belli del mondo. Bene. Grazie Moreno, ciao! Grazie a voi! Ciao! Allora qua abbiamo, grazie a Moreno Burlino naturalmente, qua abbiamo questa serie di musicisti che sono un po' discoli. No, scusa GP, non ho capito, è arrivato un messaggio che dice Colloredo calmo col cuoricino. Ciao Luca! No, non è Luca. Chi è che l'ha mandato? Guarda, il mio col cuoricino. Col cuoricino, adesso spiega. Io deve essere a mia mamma. Dicono tutti così. Vedi? Io ho visto prima, in maniera fugace, che stava maneggiando il telefono Amanda. Dopo controlliamo il numero di telefono. Amanda! Secondo me era Amanda. Quella delle foto. Amanda, quella delle foto. Allora, è il vostro momento. Sì. Allora, facciamo un mio brano per augurarvi un periodo di feste, di Natale, nuovo anno. Allegre così. Esatto, sì. No, adesso arrivavo, aspetta. Quello di feste, insomma, veramente magico. Se volete, a Capodanno noi siamo tutti a casa di Cia. Pubblicità. Siamo alla Ciaus. Siamo alla Ciaus. Alla Ciaus. Io sono a Cenazzano, un salto lo faccio. Per fare un grandissimo Capodanno. Capodanno. Sono praticamente rovinato. Sua moglie cucina molto bene. Ecco. Sì. Noi mangiamo molto bene. L'abbiamo chiamata Noi mangiamo molto e bene. ha detto sì, facciamolo. Facciamolo. Benissimo. Quindi, con tanto di pijama party. Se stai zitta cantiamo. Smettila. Spegneteli quel microfono. Mori, Santo Stefano. No, ma lei è tutta È gasata. il microfono di Barbara D'Urso, dai. A pensarci bene non lo so, e cosa è meglio fare e cosa no. Metto quel che trovo, tanto non mi muovo, resterò a guardare la TV.
Joe mi chiama e chiede ehi che fai? Non mi dire che rimani a casa dai. Fuori è freddo e poi piove da 2 ore ormai. Ma dove voglia andare io non lo so. Ma lui dice che sarà la notte magica, forse unica, piena di gente, di musica. Credimi, davvero sarà magica, forse unica, tanto domani è domenica. Credimi, davvero lo sarà. Salgo in auto e chiedo che si fa. Joe mi dice facciamo un salto al bar. Gli altri sono lì, dai sbrighiamoci. Sono al banco che ci aspettano. Ciao ragazzi, e siamo tutti qui. Che cosa bevi? E dammi un po' di gin. Tutti ridono, gli altri suonano. Forse ho fatto bene a uscire un po'. Ma lui dice che sarà magica, forse unica, piena di gente, di musica. Credimi, davvero sarà magica, forse unica, tanto domani è domenica. Credimi, davvero lo sarà. Sarà magica, forse unica, tanto domani è domenica. Credimi, davvero lo sarà. Credimi, davvero lo sarà. Magica, forse unica, mi sembrava l'Inter. No, magica è la Roma, scusa. Faccio una precisazione perché purtroppo ho avuto poche occasioni di farla. Che sta canzone qua l'ho cantata io nel mio disco, la mia canzone, ma che in realtà è stata scritta insieme a Matteo Da Ros, che è qui. Ah, finalmente un applauso a Matteo perché mi è bellissima. Saprete l'altra parte del brano da chi è stato. Secondo disco, se non sbaglio. Giovanni, scusa, c'è una variazione in Serie A perché l'Atalanta ha accorciato le distanze, dunque a 3 minuti dal termine del primo tempo a Bergamo Palermo 2, Atalanta 1. Poi a grande richiesta e grazie a una telefonata fatta adesso con Galliani abbiamo la possibilità di avere gli highlights dei 2 gol. Abbiamo gli highlights, come quest'estate. Abbiamo gli highlights, ecco, se possiamo inquadrare grazie alla deroga Ecco, gli della highlights, federazione. facciamo il primo piano. Questo è il primo gol, vedete Cone, eccolo qua, va sul fondo, ecco che alza un po' la cartella, se non si vede, eccolo qua, sembra di essere a previsione del tempo. Il cross, no, da questa parte, il cross, vedete, come potete vedere il colpo basso
da parte di Geisio e il gol che mette la palla sul gol dell'1-1. Poi abbiamo il raddoppio, ecco il gol di Danilo. È ancora più bello. Che è ancora più bello. Guarda Elisabetta, guarda i nostri highlights. Eccoli qua, vedete il cross e Danilo che anticipa il suo diretto avversario e mette dentro il gol del 2-1. Ecco, ringraziamo Adriano Gagliani che ci ha concesso gli highlights. Esatto. Prego Gemma. No, scusa, stavo guardando un po' chi c'era in studio perché è arrivato questo messaggio. Mi dice così: chi è quel gnocco alla sinistra della ragazza in rosso? Allora, no, aspetta, siccome No, adesso ho capito. ho sbagliato il numero. Quale ragazza in rosso intanto? Perché sono due in rosso, c'è anche lei che è in bordeaux, quindi alla intanto sinistra bisogna specificare. È Omar. Perché alla sinistra, guardando così la televisione, alla sinistra di Marta non c'è nessuno, alla sinistra di Amanda c'è Massimo, alla sinistra di Eleonora c'è in Piccionaia Andrea Coloredo, sotto Marco Stantini. Scusate un attimo, ma mi dovete rovinare tutta la poesia. Per una volta che mando un messaggio per vedere l'effetto che grandioso. Hai sbagliato perché devi vedere per una volta volevo vedere l'effetto che fa. Gemma. Scusami, non avevo visto che eri tu e anch'io comunque pensavo a più bello. Vabbè, poi è arrivato un messaggio che ci chiede TPN? Sì, siamo noi. Siamo noi. C'è anche il marchio sotto, mi sembra, di TPN. Ma si vede che non è il classico clima TPNale. Ok? È un clima di Natale. Sì, vabbè. Vabbè, è colpa della... No, secondo me ha bevuto già lei le No, redazione. Allora, c'è un collegamento. C'è l'uomo tutto per me. Te lo cedo un attimo. L'uomo No. per me? No. C'è Pier Antonio Stella, ha detto lui che... Stella, andiamo subito a Legnago. Un attimo di serietà perché Legnago Sacilese, vediamo quello che succede. Pronto? Sì, Giovanni, gol importantissimo in questo momento della Sacilese a firma di Spagnoli, un'azione veramente d'applausi dell'attaccante biancorosso che è partito dalla tre quarti, si è centrato e una volta al limite ha concluso con un potente diagonale alle spalle del portiere veronese. Veramente un'azione personale veramente di grande rilievo che regala in questo momento alla Sacilese un successo che, se ovviamente portato al termine, avrebbe veramente una valenza doppia perché come dicevamo nel precedente collegamento, anche alla luce, se non sbaglio, correggetemi i risultati che ho avuto in questo momento, il Belluno sta perdendo. Per cui significherebbe aggancio al terzo posto e arrivando fino a 3 punti dal secondo. Pier Antonio, sareste quarti da solo perché Belluno ha 33, voi con i 3 punti andreste a 34 e l'Alto Vicentino sarebbe a 36, quindi 33 noi andremo. Saremo a 33 perché il 31 che vedi è considerando già il pareggio. Ho capito. Per cui andremo a 33, per cui agganceremo il Belluno insomma a 2 punti, a 3 punti dal secondo posto, insomma. Però aspettiamo ovviamente manca ancora mezz'ora, quindi perché Legnago, esatto, anche perché oltretutto Legnago sta reagendo molto bene e si è già reso pericoloso di nuovo con Zerbato, uno degli attaccanti, uno degli elementi più esperti e anche più pericolosi della rosa a disposizione del nuovo allenatore Orecchia. Per cui insomma partita ancora tutta da vivere qui a Legnago, però per il momento Legnago 0, Sacilese 1. Benissimo, grazie a Pier Antonio Stella. Bene, allora adesso noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, poi ci sarà un bellissimo... Un bellissimo spettacolo. Della nostra Margherita, ma poi parleremo soprattutto di Amanda in vesti non di modella, ma di tutto il resto che fa, perché voi dovete sapere che Amanda è anche molto brava a fare le foto. In particolare abbiamo scovato queste due foto che Amanda ha fatto, se la regia ce le fa vedere, sono una più bella dell'altra, quindi vediamo anche il lato artistico sia della modella che della fotografa, ovviamente. Eccoci una ed ecco l'altra. Vediamo anche l'altra. Eccola qua, benissimo. Grazie. Prego, Grazie mille. Prego, Amanda. Ma ci sono altre sorprese, non preoccuparti. L'avevi preparata, no? Che qua era così. No, pensavo un po' meno, però. Allora, intanto, primo tempo a Genova, dunque l'Udinese va a riposo.
Sì, più o meno un quarto d'ora, ma comunque sta per iniziare il secondo. No, a parte gli scherzi, al termine del primo tempo l'Udinese conduce sulla Sampdoria per 2-1. Hai sbagliato il pronostico, Omar. Avevo detto 2-1. Però per la Sì, dall'altra parte. Primo tempo però. Comunque ricordiamo che a 4,50 l'Udinese vince a Genova con la Sampdoria. Quindi è una Hai scommesso? No, io non scommetto mai. Allora, andiamo a bere. Andiamo a bere e poi vi aspettiamo per uno splendido spettacolo. Non sapevo se dire splendida lei, splendido lo spettacolo. Splendente. Non mangio con sorpresa. Allora, ci vediamo tra poco. No, fai. L'uomo, la donna, Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, tutto l'abbigliamento e gli accessori di moda per passare le feste con il massimo dello stile e fino a Natale su tutto l'abbigliamento lo sconto del 25%. Paolo Miotto, stile italiano, Miotto donna, ad Azzano X, sempre aperti. Natale in città, a Pordenone, in piazza 20 settembre, le casette di Pordenone, il mercatino di Natale, un percorso enogastronomico dove gustare specialità tipiche e poi oggettistica, accessori, idee regalo, le casette di Pordenone, fino al 6 gennaio, la festa più bella dell'anno. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. La convenienza in festa. Vic Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Per le feste, asciugatrice Smeg, top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799. E tante altre offerte shock. Solo da Vic Make It Outlet. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. Le feste in un'atmosfera unica, in piazza a San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, gli aperitivi per festeggiare tutti insieme, le colazioni dalle 6 del mattino, le grandi serate, antico caffè Bottegon, a Capodanno il cenone di fine anno con menù a buffet, DJ set e tante sorprese, antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. È proprio il posto giusto! New Risto Pizza, il posto giusto per mangiare di gusto. Una varietà incredibile di pizze cotte nel forno a legna, con un mix di farine unico. La vera burrata pugliese, le squisite grigliate e le costate di carne e piatti favolosi. New Risto Pizza, il posto giusto. La colazione, il brunch, tutti i giornali e i servizi online, ricariche telefoniche, pagamenti delle bollette, Caffè Nogaredo. Ogni giorno dalle 6 di mattina vi aspettiamo con tanti servizi per voi. Caffè Nogaredo, la sede del Pordenone Fan Club. Ogni partita del Pordenone in trasferta in diretta sul mega schermo. Caffè Nogaredo, passate a trovarci. Ragazzi, per i regali quest'anno facciamo un giro alla plastica, Eh sì, la plastica per il vostro Natale. Tutti gli addobbi più belli con gli sconti dal 20 al 50%. E poi giocattoli, peluche, Lego, automobili e tantissimi articoli per fare felici tutti, grandi e piccini. Fate come Babbo Natale, la plastica per il vostro Natale più bello.
Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. Gli aperitivi con uno splendido buffet offerto, il pranzo con ottimi piatti tipici pugliesi, venerdì e sabato piano bar e jam session e l'Isola Felice, una grande atmosfera per trascorrere serate di musica e divertimento, con una grande selezione di vini e birre. L'Isola Felice, felici da noi. Quest'anno per le feste voi pensate a divertirvi, a cucinare ci pensiamo noi. Al Buon Gustaio abbiamo preparato un menù di Natale squisito, secondo tradizione, antipasti, primi, secondi, contorni, un Natale straordinario e per Capodanno 2 menù completi. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Un'atmosfera accogliente, un ambiente curato dove gustare piatti di pesce ed un'ampia scelta di carni nazionali, cotte anche sulla nuovissima griglia a vista. Ristorante Pizzeria Lisei. E per gli amanti della pizza tante specialità cotte nel forno a legna e anche con impasto al camu. Ristorante Pizzeria Lisei, sempre aperto tutto l'anno. Bentornati per l'ultima ora assieme. Adesso ci trasferiamo in Oriente. Dai. No, aspetta, Sì. aspetta, perché sono delle variazioni importanti in Serie A. Ecco. Allora, anche per il gioco da casa, perché al termine del primo tempo il Genoa è passato in vantaggio sul Torino per 1-0, dunque segno in schedina 2. In questo momento è 2-2. 2-2, perché l'Udinese, ricordiamo, conduce a Marassi per 2-1 sulla Sampdoria, poi la Fiorentina è in vantaggio sull'Empoli 1-0 e il Palermo vince 3-1 sull'Atalanta. Sull'Atalanta, ecco. Quindi? Bene, ritorniamoci. Dove andiamo? Non so, tu hai detto che andiamo in Oriente. Dove andiamo? Babbo Natale non c'è la slitta neanche. In Oriente, bravissimo. Ecco, le renne sono andate Era via. per vedere se mi ascolta ogni Ma tanto. sì, ma ti ascolto ogni tanto, sì. È che dopo non mi ricordo quello che mi dici, è solo quello il problema. Andiamo in Oriente e andiamo a vedere una bellissima ballerina che ballerà un balladi. Sì, brava. Ok. Te vedi, ti ricordi quasi quanto me. Vedi? Sono messa bene. E allora a voi, prego Margherita. A voi signore e signore, Margherita che è splendida, prego. فكرني هعاتبك والومك وحاسبك فكرني هعاتبك والومك وحاسبك بكره شوقي يناديك واشوفك معايا وتطلب رضايا بكره تشوف بعينيك يا حبيبي لو فاكر احساسي لعبة فوق لنفسك فوق بكرة البعد يعذب قلبك وتدوب من الشوق لو فاكر احساسي لعبة فوق لنفسك فوق بكرة البعد يعذب قلبك
حاسبك ولومك وحسبك فاكرني حاسبك ولومك وحسبك بكرة الشوق يناديك واشوفك معايا وتطلب رضايا تشوف عليك يا حبيبي Margherita, grazie. È stato un piacere averti qua. Grazie Margherita. Veramente brava, l'hai ammirata abbastanza. Sì, infatti mi ero messo là apposta, soprattutto perché vedevo Silvia. No, scusa Giovanni, devo fare una piccola correzione su Sì. Atalanta-Palermo, perché Atalanta-Palermo secondo la radio era 3-1, poi abbiamo rivisto gli highlights ed è 2-1. Dunque adesso dobbiamo un attimo capire. Chiama Galliani per cortesia, Sì, tu che perché hai aderenze. la radio dava 3-1 per, Sì. per il Palermo, poi negli highlights abbiamo visto solo 2-1. Adesso Potrebbe essere che l'ultimo non sono riusciti a montarlo. sì, può essere, perché mentre lei ballava è finita la essere, pizza, come si dice. Esatto. No, perché Silvia guardava Margherita in maniera molto interessata. Assolutamente. Avevi degli sguardi, anche perché è l'unica donna che riesce a far cadere il microfono nel water. No, Ricordiamo infatti- Silvia Baniotto, una donna unita. Brava Silvia! Una cosa, l'acqua era pulita. Sì. Era tirata l'acqua. Ci avevo bevuto prima. Era Barbara D'Urso quella, Sì, esatto. Quindi il sogno della mia vita di diventare Barbara D'Urso è finito. Si è avverato. È finito Finito nel nel cesso, è finito. Esatto. Io sai cosa credo? No, Tieni, no, tesoro. tieni No, qua, dai, Barbara, eccoci qua. Barbara. È tornata Barbara con noi, perfetto. Silvia, Adesso però vatti a sedere. Vatti a sedere adesso. Qua ti intervisto io. Io perché? Perché così lei ti intervista, scusa. GP, scusami, Eh? ma siccome devo togliere il reggiseno alla ballerina, no, Aspetta. l'ha chiesto prima a me, va bene? Perché Andrea voleva chiedere a Margherita se gli prestava la gonna perché voleva fare anche lui la danza del ventre. Sì, certo, certo. No, è Lollo quello. Lollo che doveva fare la Andrea era serio, Andrea era serio, perché Era sarebbe serio. serio. Come sempre, direi. C'è la possibilità. Ecco, Serissimo certo. proprio. C'è la possibilità. Non so, adesso chiediamo a Si può Margherita fare? se ci puoi prestare la gonna. Vado subito a chiederglielo. E così le dai una mano anche se la c'è il reggiseno. È povera Devi passare sul mio corpo prima di entrare. Gemma, qualsiasi cosa tu dica, sai che... Per i fatti miei. Cioè, Ma c'è la ballerina in camerino, Omar. Scusa, non sapevo. E c'è un collegamento, c'è il nostro Luca Diana, Il addolciamoci. collegamento con Pordenone con il nostro amico Luca Diana della pasticceria Diana, colui che da 2 anni a sta parte ci sta fornendo tutte le cibarie che vengono assunte nel pomeriggio. È lui che mi fa ingrassare, no? È l'alcol quello. Allora, buon pomeriggio Luca! Buon pomeriggio a tutti! Eccoci! Allora io questa mattina, come faccio ogni domenica e spesso anche dalla settimana, sono venuto da te e ho fatto delle immagini per far vedere che bella che è in Corso Garibaldi la tua pasticceria, la tua vetrina, perché sì, panettoni a Natale ma anche tante altre cose. Se ci vuoi tu raccontare un po' di cosette. Beh sì, diciamo che abbiamo fatto quest'anno il panettone dedicandolo anche alla fiaba di Hansel Allegrette, proprio per tutti i bambini piccoli e per i meno piccoli come te. Visto ti sei emozionato a guardare la tua casetta da piccolo e quindi abbiamo dedicato questa casetta ad Hansel e Gretel. E poi naturalmente abbiamo fatto tutti i vari prodotti. Da quest'anno anzi abbiamo avuto l'onore, anche visto che parliamo di calcio, abbiamo fornito i nostri panettoni per la cena ufficiale dell'Udinese che è stata fatta mercoledì sera. E quindi è stato un onore per noi e sono stati molto apprezzati. E quindi mercoledì sera famiglia Post insieme a tutti i giocatori il nostro di Natale hanno mangiato il nostro panettone. E che dire, poi tutti i vari prodotti che seguono le festività natalizie. Come vi ho dato appunto un campione da assaggiare lì in diretta, spero che l'abbiate già fatto. Se non l'avete fatto, fatelo. Adesso lo apriremo penso nell'ultima ora, perché è ancora là in Thompson.
Franchi. Ecco. È vero anche che sì, che ha portato un bel successo, insomma, quest'anno abbiamo cercato di fare sempre il prodotto migliore e siamo riusciti, insomma, la clientela ha apprezzato. E grazie anche naturalmente al vostro aiuto che ci fate pubblicità tutte le settimane, insomma, ecco. Io so che però dal 7 di gennaio si comincia un periodo di cui l'anno scorso abbiamo molto parlato, discusso anche con te presente in studio, ovvero sia il carnevale, dove tu sei assolutamente il maestro di tutti per le frittole. Su questo non c'è dubbio. Se vi ricordate le famose frittole dell'anno scorso, Diciamo che ci riesce bene, dai, ecco. Abbiamo anche creato un bel gruppo su WhatsApp che si chiama Quei della Frittola, no? Ed è molto interessante, diciamo, ecco. Perché non ci sono io? Perché io oramai non esercito, è vero, niente frittole. No, ma faremo il possibile per farti entrare, in modo dal 7 di gennaio sarai il membro ufficiale, nonché il fondatore ufficiale, così vedrai come si possono realizzare varie frittelle di varie dimensioni, vari tipi. Benissimo, non vedo l'ora di vedere la frittola dopo tanto tempo. Sì, sono i tipici dolci di carnevale. Si gusta. Certo, poi ci divertiremo senz'altro. Luca, io ti ringrazio naturalmente per tutti gli amici che ci guardano, non solo da Pordenone, ma visto che la pasticceria è veramente, la tua pasticceria è veramente alta, per tutti gli amici a Pordenone in Corso Garibaldi, pasticceria Diana, dove c'è Luca Diana che vi dà anche dei consigli, come ho visto che hai fatto stamattina con una signora, con i Vulevan per il pranzo di Natale. Sai che uno che fa il mio lavoro ha sempre le orecchie tese, purtroppo solo quello. Certo. Grazie comunque a voi e speriamo che il nostro panettone di mercoledì stia portando il buon risultato come sento appunto da Genova e che rimanga fino alla fine del secondo tempo, insomma, ecco, e in bocca al lupo tutto lo speriamo di sì. Grazie a Luca, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Ciao. In Serie D il risultato cambiato, a mezzo corona al Mori Santo Stefano, è arrivato al pareggio, quindi in mezzo corona 1, Mori Santo Stefano 1. Gippi, scusa, io volevo ringraziare Margherita Berlese perché lei ha fatto una cosa qua, voi avete visto, gli spazi sono quelli che sono, ha anche messo a posto un pacchettino che era appena spostato. Lei è una ragazza molto ordinata, veramente ha fatto i salti mortali e io gli farei Sono arrivati un paio di messaggi, volevo salutare questi amici, non si firmano, ma un messaggio dice così: buon Natale, un saluto ad una persona speciale. Non si sa chi sia la persona speciale, c'è almeno il nome della persona speciale. Perché siamo in più. Sì, ma non si sa se sia qui o è da qualche altra parte poi la persona. E poi i miei complimenti più sinceri per la presentatrice Coniglietta, firmato Daniele. Grazie. Inquadriamo la presentatrice Coniglietta in questo momento, per cortesia, eccola lì, la nostra nuova presentatrice Coniglietta. D'altra parte il vincitore del concorso europeo era una donna con i capelli lunghi alla barba, quindi ci sta anche Andrea Coloredo. Come si chiama quell'austriaco? Conchita Wurst. Quella dei Wuster. Uno spettacolo, molto bello, dire silicone. Margherita, dopo che mi hanno rubato le orecchiette direi che è arrivato il momento di Antonello. Ti hanno rubato le orecchiette? Sì, non l'hai visto. Ti hanno rubato le orecchiette? Cara. È il momento di Antonello? È il momento di Antonello. Prima di Antonello però c'è un collegamento, c'è Maurizio Mazzon. E allora andiamo a sentire Fontana Fredda Triestina cosa sta succedendo. Prego Maurizio. Niente, sta succedendo che dopo che il Fontana Fredda ha mancato un paio di ripartenze clamorose, addirittura una in 4 contro 1, adesso la Triestina è venuta al gol perché ha accorciato le distanze con Mando su un calcio di punizione dal limite, ha tirato un tiro di sinistro fortissimo, si è tirato a fil di palo alla destra di Vicario. E così vivremo gli ultimi 10 minuti di passione. Sì, quindi Fontana Fredda Triestina, aggiornamento 2-1. Grazie Maurizio, grazie mille, vediamo cosa succede in questi ultimi 10 minuti, 7 minuti più recupero più o meno appunto a Fontana Fredda, questo bel derby tutto friulano e giuliano, Fontana Fredda Triestina. Visto che parliamo di Triestina è il momento di... Prima che della Triestina ci sarebbe... scusami, abbiamo i nostri inviati che giustamente finita la partita di rugby lasciamo spazio allora sì, a Martina. Andiamo da quella bel pezzo di biondo della Martina Forgiarini. Prego Martina. Eccoci, grazie.
Allora, la partita è finita in questo momento, abbiamo purtroppo perso 15-23, una partita in cui l'Udine purtroppo non mancava la concentrazione, mancava un po' la voglia di portare quel pallone in meta. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare tante azioni che erano partite molto bene, iniziate molto bene. Oggi purtroppo è andata così, adesso ci sarà la pausa e cercheremo di fare meglio con la seconda parte del campionato. Certo, benissimo Martina, grazie, naturalmente tanti auguri a tutti voi del Rugby Udine, a te in particolare Grazie. e a Franco. Grazie anche a voi, grazie. Attenzione perché è cambiato in Serie A il risultato, Torino 1, Genoa 1. Quindi X per il Ti nostro confermo gioco. che il Palermo sta vincendo 3-1 con l'Atalanta. Quindi aveva ragione la radio, non aveva ragione Sky, ma aveva ragione la radio. È il momento di Antonello? O Sì, no? io non ho... prendo atto che sia il mio Prendi momento. atto? Cioè, Salutiamo sempre Francesca. ringrazio, Ciao Francesca, ovviamente. ciao Francesca, ringrazio. Ciao, Francesca. Allora, la realtà, diciamo così, che io ho fatto una richiesta un paio di settimane fa a Savino. Se mi cantava una canzone che io amo tantissimo, che è Il bandito è il campione, di Francesco De Gregori. L'altra settimana, per un problema tecnico, non si è riusciti a farla. Venerdì scorso, alla mia serata, io l'ho cantata, ma loro non c'erano, quindi non potevo ripeterla. So che lui l'ha preparata, ma io sono un cantante da jukebox, che è diverso. Aspetta, la monetina. No, è una definizione che credo a Sabino piaccia molto, nel senso che... Bastano 2 euro? Sì, no, guarda, Dov'è che io... metti qua, il motto è inserisci 50 centesimi nell'apposita fessura e dimmi il codice della canzone che vuoi che io ti canti e funziona così. No, vabbè, ma cioè, lo so, però... Usciamo dai doppi sensi, nel senso che loro sono dei musicisti, dei cantanti, io canto su basi e quindi faccio serate cantando su basi e mi definisco un cantante da jukebox. Scusate, non sono un cantante, canto, è diverso. Quindi canti o no? Dopo questo No, canta Sabino. No, canta Sabino, nel senso che io ho passato tutta la notte... No, adesso non farmi sentire in colpa come un... Cioè, proprio mi fai sentire carogna proprio. Cioè, dai. Se sono riuscita io a mettere a posto anche il Dai. pacchetto. Dai Sabino! Dai. Ma io non mi ricordo le parole, non sono mica. Abbiamo anche il microfono. Ma non mi ricordo. Margherita, per sdebitarmi la prossima volta ti do io una mano a metterti a posto quando devi fare lo spettacolo. Cioè, Vedo molto perché volentieri. adesso... Sai Vabbè, cos'è? ma chi se ne frega, io mi presto intanto. Sai cos'è? Io lo so, Antonello mi ha fatto... Mi ha detto una cosa nell'orecchio prima. Mi fa, io la canto ma vorrei una corista. Io ho detto, guarda, ce n'è qua due. Chiamiamo Silvia ai cori assieme ad Antonello. No, guarda, tu non devi cantare. Hai anche le parole, quindi non puoi... vieni. Ragazza, immagine. Silvia, tu ora il mio sogno è cantare con Tesoro, Silvia. io non la so. Allora, Tu non ti preoccupare, ma nemmeno io, ma tu vieni. Non so di cosa... Silvia, Vieni qua. Bandito è il campione. Dai. Ti siedi Io sono il delinquente, tu sei la santa. Allora, Sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono Non ti una santa. importa. Silvia, mettiti alle spalle di Antonello dai, dietro la... fammi far bella figura, Silvia. Dai, Silvia. Sempre ciao Francesca, ovviamente, già dillo. E l'altra caro Giovanni. corista è Marta, che anche lei non la sa. Che Passa non di la qua, so guarda. No, non vale, no. In mano, saldo. In mano. Ma ci dobbiamo alzare. Sì. Ma io va bene, mi alzo Ora, anch'io. questa cosa- Così vi Questa cosa è molto divertente. Pensate, l'avrò cantata 50 miliardi di volte e continuo a non ricordare il testo, è terribile. È la vecchiaia. No, ma non è, era È così anche a Francesca, 20 è anni che Francesca. c'entra. È proprio... Allora, Silvia, sei pronta a fare la corista? Io Non l'ha mai fatto, Allora- la prima volta, no? Chi la conosce il bandito e il campione? invento. Grazie. Ok. Loris, vieni qua Loris. Ma dopo magari. Sei l'unico che la conosce. Ok, io inizio il pezzo e poi loro cominciano a cantare, Dai, funziona così. Sei un bastardo. Ufficialmente. Guarda che sono alta. Senti, io faccio finta di cantare e tu mi canti dietro, dai. Ok, facciamo così.
so. A un passo. Dai. Arrivo. A un passo da te. Dio, c'è più riverbero di te, Lollo. Paura di decidere. Paura di me. Perché io ho un testo diverso? Ancora? Quello che non so. Francesca, non essere gelosa di tutto quello che non ho. Eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. Eppure sentire nei sogni d'un pianto, nei giorni zio c'è. C'è un senso di te. C'è un senso di te. Signore e signori, Silvia! Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima dei motori, quando si poteva... Mi sono perso, giuro! Aspetta! Da so! Bella figura tra tutte e due, Dove siamo? Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede il pulsante, e dietro quella curva è sempre più distante. Siamo... Seguo io. Ma che lo vedete da me? Aspetta, è dietro alla curva del tempo che vola, Gessante in bicicletta e in mano una pistola, se di notte è inseguito spara e centra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura. E non servono le taglie e non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. 1, 2, 3, 4. Fu antica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito, ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Antonello! Chiedo scusa, soprattutto a De Gregori. Grazie, vi amo. Soprattutto voi due, grazie. Ma non devi cantarla tu. Questa è l'atmosfera ludinese, schiatto il terzo gol udinese in coronazione in contropiede, ma sta di fatto che c'è un pomeriggio sportivo scoppiettante anche in Serie A. Attenzione, non sovrapponiamoci le voci, grazie. Grande! Quando Luzzi aveva due collegamenti. C'ho un rientro in cuffia, scusate. Passiamo il potenziometro ed è il 2-2. Gol
sbagliato, Gabbiadini. Gol sbagliato, gol subito. La regola l'Udinese- è peccato Esatto. perché l'Udinese va detto, La noi regola avevo dell'amico. detto che non stava giocando bene, era meritatamente sotto. Poi è stata molto brava a fare i 2 gol su 2 occasioni della rete, stava controllando bene, la Sampdoria era partita all'inizio di ripresa con il piglio del gol del 2-2, col piglio di fare il gol del 2-2, ogni tanto sai, devo fare anche. Mi tocca fare anche il serio perché altrimenti È un nuovo abbiamo dei mezzo della colleghi. Fiat, No, il scusa, piglio? più che altro. Benzina o turbo diesel? No, mi tocca fare anche il serio perché altrimenti dal Veneto ci bacchettano. Dal Veneto ci bacchettano. Dicono Dal che Veneto siamo troppo troppo ridanciani. tette e culi, così mi hanno Troppo scritto su tette e culi. Facebook. Allora, ma non faccio nome, ma avete già capito di chi. Ma noi proprio per questo vogliamo arrivare a capire che il pallone è rotondo. Non a caso abbiamo tette e culi in studio. Ma torniamo in diretta. Dicevo che c'è stata questa azione di contropiede udinese, per poco Terò non è riuscito, anzi Gheio a fare il gol del 3-1, è stato molto bravo Romero, e su azione di rimessa da ripartenza della Sampdoria è arrivato il gol di Gabbiadini che è di testa. Tra poco avremo l'highlights, c'è la fotografia in sviluppo in questo momento del 2-2. Poi dicevo che c'è un pomeriggio molto scoppiettante perché oltre allo studio anche sui campi ci stanno seguendo, perché a Bergamo l'Atalanta ha accorciato nuovamente le distanze, dunque Palermo 3, Atalanta 2, e poi la Fiorentina sta pareggiando con l'Empoli, pareggio dell'Empoli all'inizio del secondo tempo, dunque Fiorentina 1, Empoli 1. Allora, ricordiamo anche i risultati della Serie D quando più o meno le partite si stanno per concludere, a seconda naturalmente dei minuti di recupero che gli arbitri daranno sui vari campi. Questa è partita di giocata ieri. Arzikampo Tamai 2-0, Bellunio Union Pro 0-1, Droc Kras-Repen 2-0, Fontana Frana Triestina 2-1, Giorgione Montebelluna 0-1, Legnago Sacinese 0-1 e Mezzo Corona Mori Santo Stefano 1-1. Questa è la Serie D. Bruno. Prima parlavi un'azione di contropiede, giocatore del contropiede. Il contropiede. O dunque, siccome è Natale. Scusa, il risultato di Arzikampo Tamai? Sì. Non ho sentito che cosa hai 2-0. detto. No, siamo 2-1. Giovanni, scusa, è importante. Ma lei gode, perché lei gode, ti chiede, non ho sentito, tu ripeti e lei pam. No, volevo dire, scusa, è importante che per il nostro gioco da casa, perché il Torino è passato in vantaggio sul Genoa, e dunque ripetiamo Torino 2, Genoa 1, dunque segno in schedina 1 per il nostro gioco. Mentre Samp Udinese segno X. Gemma. È arrivato un messaggio, dice: tanti complimenti alla bellissima ragazza con i tatuaggi e la maglietta nera della Più Bello Sport, firmato Simone. Ecco. Non sono stato io. No, non sei stato tu. Almeno dopo, no, ma anche perché viene fuori il tuo numero, ho memorizzato il tuo numero, quindi ecco. Questo è da Pedamanda. Non sono stato neanche io, purtroppo, perché non utilizzo il mio telefono. Ecco, cosa succede a Genova? Non so se è un replay. È un replay del gol. Non so se corrisponda il vero, ma potrebbe essere che la Cristina abbia appena sbagliato un rigore, quindi. Dopo vediamo. Poco fa mi hanno chiamato mentre stavano cantando, mi ha chiamato Maurizio, pregando. E appunto sì, c'era un rigore per la Triestina, ma niente che ha di sbagliato fatto. Piscopo. Sì, sbagliato. Vabbè, quindi niente di che, rimane 2-1. Adesso noi aspettiamo naturalmente tutti i finali per quanto riguarda la Serie D e ovviamente la Serie A più tardi, perché ricordiamo che la Serie D comincia alle 2:30, mentre la Serie A comincia alle 3. Ieri sera, sai cosa ho fatto io? Tanto per cambiare. Secondo te cosa ho fatto ieri sera? Sei andato a fare bisboccia, scommetto. No. Io lo so cosa hai fatto. Cosa hai fatto ieri? Ieri sera sei andato alle casette di Pordenone. Ma perché ci siamo visti? No, ma io ho indagato e in No, realtà perché- tu non mi hai visto, però io No, ho perché indagato. a una certa ora magari non riconosco più le persone È un po' allegro. beh, d'altra parte, se è Natale è chiaro che siamo allegri, no? E ho incrociato due persone che a Pordenone sono molto, come posso dirti, persone che si divertono, no? Sai, quelli famosi della Movida, tra cui uno è un bravissimo fotografo, Marco Spinato, che saluto, e anche Elide De Marco, e allora abbiamo bevuto qualche prosecco insieme, non un prosecco, ed è venuto fuori questo servizio qua. Ecco le casette di Pordenone, mi raccomando anche stasera tutti là, che è veramente bello. Prosecco. Noi siamo qui alle casette in piazza, e anche sotto la telecamera benissimo, non importa, va bene così perché
siamo... È fuori bolla, è fuori bolla. Ok, due noti frequentatori della movida pordenonese alle casette. Elide, buonasera. Buonasera. E Marco Spinato, buonasera. Buonasera. Tu fai tante foto, stavolta ti ho fottuto perché di solito se tu fai la foto a me e stasera te la stai tornando. Ecco, tutto quello che mi hai fatto in questi anni, ecco. Vieni qua anche tu. Venite qua. Guarda che scappa, guarda. Allora, due volte. Un bel movimento le casette. Un bel movimento, Pordenone si è animato, speriamo bene, finalmente la tirano un po' più lunga fino al 6 di gennaio. Speriamo, insomma, vediamo cosa combinano per l'ultimo dell'anno. Sì, c'è una bella band, quella con Maurizio Solieri, dicono, quindi probabilmente speriamo bene, insomma, dai. E tu, bicchiere in mano, giustamente, cosa stai bevendo? Come sempre Prosecco. Bravissima, sono dalla tua parte, anche io sono prosecchiano. Ma grazie a Marco e a tutti i nostri amici che stasera non ci sono, noi praticamente siamo stabili qua 7 su 7. Benissimo. Senti, com'è secondo te quest'anno il Natale alle casette a Pordenone? Lo vedo molto più attivo rispetto agli anni scorsi perché come dice Marco comunque si sono prolungati anche gli orari di apertura delle casette e quindi la gente si sente anche più libera di uscire anche nel tardi e stare anche fino a tardi. Certo. Capodanno? Qua. Probabilmente in piazza o prima una cena con gli amici e dopo si esce, insomma, vediamo. Di chiuderci dentro da qualche parte non credo, però vediamo, insomma. Allora, siccome eri in televisione in questo momento, io so che tu cerchi l'uomo della tua vita, fai un annuncio. Aspetta, no, vieni qua alla destra, eccoci, ecco, guarda lì, no, col bicchiere in mano, perché la donna col bicchiere in mano è molto fascino. Allora, Elide, l'annuncio in TV, che cerchi il tuo uomo, perché io ti seguo su Facebook e vedo i tuoi vari annunci, sì, certo. Sempre per una donna come te si deve seguire, scusa, prego. Ma quello che cerco io è un po' improbabile, io provo a lanciarlo, cerco un uomo che quando sia con me non mi riempia di corna appena tiro il sedere. Quindi fedelissimo al 100%, che è una cosa un po' impossibile da trovare, ma uno ci spera sempre. Sì, poi? E passionale, allegro, simpatico, bello. Sottocorrente? Indifferente. Perché oggi notavo con Marco che nei migliori macchinoni c'è gente che purtroppo esteticamente fa pena, quindi meglio una 500 guidata da un gran pezzo di ragazzo. Buona piega. Buona piega. Visto il periodo che stiamo vivendo, no? Sì. Mi sembra una tipo la stella albina, che ne trovi una ogni tanto. Bravo, sì, sono rare, no? Di solito IBAN, scusa, conto corrente e via. Allora, un invito agli amici che ci guardano in televisione per venire alle casette, Elide. Se venite alle casette potete trovare Elide De Marco e Marco Spinato che vi offriranno tantissimi prosecchi. Attenzione, calma. C'è qualcosa in festa. Per una bicchierata in allegria. Esatto, non è sicuro perché può essere tutta allegria. Grazie mille, grazie. Grazie Marco, grazie. Auguri, buon Natale. Auguri, buon Natale. E buon anno anche. No, ci vediamo qua. Siamo qua, sia Natale che a Capodanno. No, ti ripacco. Eccoci qua, nel frattempo qua c'è una jam session in corso. Allora abbiamo la Eva che è andata a buttare anche lei il microfono nel water perché vuole essere solidaria naturalmente con Silvia. Sì. No, visto che pensavo che non mi amasse più, invece Chi? forse mi ama ancora. Chi? La persona che sta per rispondere al telefono. Direttamente da una festa in campo, Fabio Campagnolo. Eccolo qua, Charlie Smuzzane, gli amici di Charlie Smuzzane. Da che festa, Fabio? Ecco. Ieri sera abbiamo avuto la classica cena della prima squadra e oggi avevamo tutto il settore giovanile qui. Ah, no, pensavo che oggi eri nella fase del recupero della cena, no? Sai? Ho tentato di recuperare, ma 2 ore di sonno, quindi... Vabbè, comunque una grande festa lì a Carlino per Charlie Smuzzane. Dunque siete a 2 punti dalla salvezza naturalmente, anche se il vostro mister dice che la salvezza è più bassa di 38 punti. Si chiude un anno, credo, almeno la prima parte di questa stagione sportiva con grosse soddisfazioni per tutti voi e per il presidente. Certo. Cos'altro puoi dirci da parte vostra di Charlie Smuzzane? Allora, non posso di sicuro dirvi niente di quello che volete sapere.
arrivi a Carlino non ce ne sono, questo ve lo dico. Abbiamo nella rosa, ce la teniamo, non la modificheremo. Speriamo che sia con l'anno nuovo affronteremo il girone di ritorno con gli stessi giocatori. Ho capito. Vuoi fare gli auguri a qualcuno in diretta, visto che qualcuno ci guarda ogni tanto? Saranno troppe persone a cui persone. parli, quindi fate un augurio a tutti voi, a tutti i telespettatori a casa di un sereno Natale. Grazie, naturalmente auguri a tutti voi del Cerris Muzzane, in particolare a te e al Presidente, una persona veramente degna e molto in gamba. Grazie Fabio e tantissimi auguri. Grazie, auguri. Allora, sono finite in Serie D anche le partite e purtroppo proprio al 92esimo la Sacilese è stata raggiunta dal Legnago. E allora andiamo a vedere tutti i finali della Serie D. Arzichiampo Tamai 2-0, Belluno Union Pro 0-1, Dro Crassere Pen 2-0, Fontana Fredda Triestina 2-1, Giorgione Montebelluna 0-1, Legnago Sacilese, ripeto, al 92esimo Legnago ha pareggiato, quindi Legnago 1, Sacilese 1 e mezzo Corona Mori Santo Stefano 1-1, quindi manca l'aggancio la Sacilese. Com'è? Cosa c'è? Rischiamo il terzo gol. Rischiamo il terzo, ma perché no? Aspetta, non portare Grama, no? Però Omar non è messa benissimo in questo momento l'Udinese. No, praticamente c'è un assalto a Fort Apache, nel senso che l'Udinese sta, come si dice, mantenendo il punteggio e cerca di ripartire in contropiede per approfittare insomma dei varchi sampdoriani. La Sampdoria da canto suo sta tirando da tutte le posizioni, sembra veramente un cannoneggiamento alla fortezza bianconera che per il momento, ripetiamo, sta reggendo, seppur il gol del pareggio di Gabbiadini ha rimescolato le carte in tavola e l'Udinese adesso veramente sta soffrendo. Se la portiamo fuori va bene, però speriamo che anche per questa partita e anche per l'Udinese valga la regola. La Sampdoria sta sbagliando gol, che magari insomma ci scappi il gol del vantaggio. Speriamo bene, insomma. Allora tra un po' Amanda ci deve lasciare perché lei in realtà, a parte fare la modella eccetera, fa anche la bar principalmente. Sì. Allora raccontaci un po' di questo lavoro che fai, i locali dove lavori. Tu adesso devi andare a Buia per vedere, perché c'è con lo staff del Crepapelle al ristorante Belvedere, facciamo la Pericoloso dalle 6 fino... non poteva essere altro, no? Chiaro. E quindi sono lì, diciamo, tutte le domeniche da qui a primavera, fissa. Sì. E poi invece, vabbè, durante la settimana sono nel bar Adoro Caffè a Feletto, quindi se volete passare a bere un caffè, ben venga. Sì. E niente, il sabato invece, il sabato sera questo è a Monfalcone, sì, una discoteca al Secret. In bagno. A Staranzano. Hai sentito che abbiamo detto? No. Ecco, questa è la risposta, Andrea. Ecco la risposta di Amanda per Andrea. Ecco, vedi? Qua mentre stai lavorando, naturalmente, sì. Tu tratti così i clienti, giustamente. No, era il fotografo, no. Ecco. E cosa stai facendo? Lì sono state... È un trattamento di un cliente. No. Lei non è un cliente, che lei. Lì sono il cliente che fa trattamento a lei. Sì, lì sono state delle foto fatte con un ragazzo che conosco che ha aperto un centro massaggi a Pradamano. Non cinese. No, un uomo anche molto bravo. E insomma abbiamo fatto queste foto qua. E come si chiama? No, perché sono dei cretini. Come si chiama? No, vabbè, ma dai. Come si chiama? Facciamo pubblicità anche al tuo amico. Come si chiama? Fabrizio Garo Massaggi. Ho capito. Palestra Corpo. Pradamano dove? Sai dov'è Pradamano? Sì, dove c'è la palestra Corpo, proprio. Ecco, scusami, non avevo sentito questi qua. Proprio nel viale. Sempre dare la colpa agli altri. GP, posso fare una cosa prima che Amanda vada via? Cosa devi fare? No, dipende. Ormai dipende. Mi siedo qua vicino a Omar e a Eleonora. Posso avere una chitarra un attimo? Facciamo una roba per Amanda ensemble. No, vi prego. Mi fate anche uno
Non vorrei anche un po' no, sì. Vabbè che avete parlato di trattamento, però non vorrei che venga mi fate un po' anche di batteria un po' naturalmente io voglio fare i migliori auguri di Natale, uno splendido anno nuovo alla mamma e al papà di Amanda che saranno contentissimi. Non trovare niente Mi dopo questo, ma va bene. Mi piacerebbe vedere Amanda che si muove un po'. Perché mi fanno tornare. Quando vuoi a casa mia non c'è problema. Amanda, se magari ti muovi un po' a noi ci piace. Come se fossimo in discoteca, dai. Uguale. Motocicletta 10 HP tutta cromata al sol e tua 16 sì mi costa una vita per niente la darei ma ho il cuore malato e so che guarire non dire no, non dire no, non dire no, no, non dire no. Lo so che ami un altro, è là, ma che ci posso fare? Se sono un po' sfigato, perché non la vuoi dare? Che non la vuoi dare? Mamma e papà ringraziano. Adesso qui mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Domani puoi dimenticare domani, ma adesso dimmi di sì. Ce l'avevo qua. Grazie. Chiamo Amanda, vengo a casa fino a 10 minuti fa, adesso non ce la più. Bravissimi. No, non è penso stata colpa che- tua. No, che poi tu non hai neanche il fidanzato. No. Come mai? Si sono aperte le iscrizioni. Allora, naturalmente potete usare questo numero che vedete per mandare i vostri messaggi e candidarvi a fidanzato di Amanda. Con gennaio partiranno le selezioni. Allora, Fidanzato dell'anno. Sì. noi non abbiamo potuto dire all'inizio il suo nickname su Facebook. E da lì capisci il caratterino che ha Amanda, no? No, sei una bella tatina. Bella sì, ma sei una buona tatina. Massimo, quanto rompi i coglioni è, dai, fuori dai denti. No, dai, è giusto per la sua È età. giusto. È giusto che sia. Giusto per la sua età. Fa parte del personaggio, capito? Sì, certo. Cioè, così. Ma visto che sei molto fotogenica, non hai mai pensato, non ti dico di far sfilate con le sciocchezze di no, ma sei molto fotogenica, di fare proprio, di cercare di intraprendere anche questo tipo No, di... beh, assolutamente. No, Non è il mio. No. ti basta più No, bello. io lo faccio per, cioè, con lui è nato tutto per gioco ed è bello che rimanga così, secondo me, nel senso Certo. che è proprio una cosa nata tra due amici e insomma speriamo che vada bene, però veramente è un gioco. Ecco, Io senti, mi permetto di dire prego. che tanto sempre aggressiva online Amanda, anche dal suo nickname, tanto invece è una persona molto timida addirittura, l'avete visto anche oggi, insomma. Sì, in effetti non sì. è- Pensavo- ribadisco, è proprio il contrario di quello che si vuole mostrare online. E questa è anche una delle cose che mi è piaciute alla fine, perché vedi che è una persona sincera e il lavoro che stiamo intraprendendo insieme appunto è basato su questa cosa qua. Nel frattempo c'è Heidi sottofondo. Oh, allora, visto che io Tanto so scusa, che... aggiornamento Sì. per la Serie A, Bergamo, Atalanta-Palermo 3-3. Incredibile, incredibile. Sì, c'è da sottolineare però una cosa importante, perché il Palermo sta giocando in 10 al momento del rigore di Denis per fallo di mano, l'ultimo uomo considerato dall'arbitro, dunque poi addirittura ricordiamo il Palermo è andato sul 3-1 e adesso addirittura 3-3. Omar, sembri un corpo estraneo quando parli. No, non è vero, è l'unica persona che segue il calcio in questo momento qua da noi, è giusto che ci sia, insomma, no? Oh, dunque, Amanda, allora, visto che io Sì. so che Babbo Natale ci sta ancora seguendo, nonostante adesso non so dove sia C'è finito. Terò, Attenzione, palo, no! palo di Terò. No,
Non so se avete notato, addirittura lui è da veggente, l'ha anticipato il palo. Sì, perché va alla radio. Certo, visto? e Sky arriva dopo. Siccome so che Babbo Natale sta guardando, che regalo desidereresti per questo Natale? Non devi che finisca la fame nel mondo, che tutti prendano un lavoro, lo stipendio. Che finisca guarda, onestamente non vorrei essere banale, però sicuramente la felicità, insomma, un 2015 migliore del 2014 sicuramente. La felicità personale, naturalmente. Per me è chiaro, poi ognuno chiede. Sta arrivando Babbo Natale. Sta tornando? Sì. Comunque volevo sottolineare una cosa che spero anche gli altri apprezzino. Ha un certo non so che di Maria De Filippi nel modo di parlare, nel modo di il timbro. Sì, anche il timbro di voce. Ma non è uno scherzo, cioè ti auguro una di trovare un marito migliore di Costanzo, nel senso di fisico, sì, perché magari per carità. anche grazie a Costanzo è diventato Maria De Filippi. E poi dobbiamo chiedere anche ad Andrea Coloredo che cosa vuole Silvia come regalo di Natale. Sono dei maledetti Dov'è lo bastardi, strumento te lo musicale? posso dire, è qua. Andrea, ecco. cosa desidera Silvia? Io penso che dovrebbe dirlo lei. Devi dirlo tu, Silvia, prego. No, perché allora, io sono una io so, Vai, mi posso Barbara. vantare di questa cosa. Barbara. E del fatto che comunque di solito azzecco sempre i regali. Sì. E quindi Quindi hai detto a tutti cosa vuoi? Perché no, non sbagli, no, cosa voglio? No, ho fatto io un regalo un po' particolare. Sì, se ce lo puoi raccontare. No, in diretta. Oddio, pensa così è tutto un programma. No. Sono andata a comprare un regalo per un'amica. In quei negozi che hanno le vetrine tutte oscurate di No. rosso. No. Silvia è il modello quello tatuato che sto aspettando. Esatto. E Andrea, sai, semplicemente ha captato in tutto il viaggio, ha captato solo questa Chiaramente, cosa. non c'era dubbio. Gemma! Stavo sentendo che Allora, pensavo dovessi dire tu hai qualcosa. chiesto ad Andrea cosa vuole Silvia per regalo e lei ti ha raccontato che ha preso il regalo a un'altra persona. Io non ti ho capito niente. Cioè, cosa vuole lei per regalo? Cosa voglio io per regalo? La pace nel mondo. No, non voglio niente. Sto bene così. Un microfono nuovo. E poi perché non mi hai regalato? È la classica che dice non voglio niente e poi magari tu gli dai il regalo e ti dice no, non Lei- serviva, lei però dai, se non glielo fai lei si dai. incazza. Ecco, e magari se magari non lo gradisce ti dice anche ma non dovevi, no? E poi lo vedi che lo ricicla dall'altra Esatto, parte, no? esatto. Chiaramente. Va bene, dunque, allora io ribadisco i finali della Serie D perché mancano 20 minuti alla fine della trasmissione, tante persone mi hanno detto che dico poche volte i finali, soprattutto dalla Serie D, allora 55 giustamente volte. siamo qua anche per quello. Allora, giocata ieri, Bianco Scudati Padova Unione Ripa 3-1 e Clodiense Alto Vicentino 4-4. Questo pomeriggio Arzichiampo, senti come è bello. C'è da qualcosa? Ho bisogno Espulso di lezioni. Stankovic. Sì, scusa, espulso Stankovic per proteste. Ha fatto il segno della croce. Ha fatto il segno della croce, non so cosa gli ha detto, l'arbitro l'ha cacciato fuori. Anche Su perché- segnalazione del, probabilmente è il quarto uomo che ha segnalato qualcosa. È la seconda volta in 4 settimane che Sì, succede. comunque è abbastanza espulso nervoso. Stankovic. Va bene, allora torniamo ai finali della Serie D. Arzichiampo Tamai 2-0, Belluno Union Pro 0-1, Droc Ras Le Pen 2-0, Fontana Fredda Triestina 2-1, Giorgione Comunque per la radio è Mihailovic l'espulso, No, veramente? Cioè Riccardo Cucchi in diretta ha detto adesso espulso Mihailovic. Ma sono tutte e due. Sono serbi. Sono tutti e due serbi. Erano compagni in nazionale. Appunto. Dunque erano rimasti a Fontana Fredda Triestina 2-1, Giorgione Montebelluna 0-1, Legnago Sacilese 1-1 Sì, e Mezzo corretto. Corona Mori Santo Stefano. 1-1, perfetto. Oh, allora, cosa ascoltiamo adesso? Beh, è Natale, no? Quindi? Di Natale di più, facciamo... Non c'è neanche il campano, non è entrato di Natale. Era La la, grande Zemmolo, dai. era la battuta di Bruno dell'altra domenica, no? Sì. Potremmo fare una canzone di Natale quella Sì. assieme, Tutti tutti assieme. insieme, no? Sì, dai. Quella Chiudiamo di la John. grande. John Sì, sì, Lennon, ciao, ciao. Ci avviciniamo così. Dai, io metto qualche tappeto. No, non tu, Bruno. Ok, Bruno, che vuoi? Sono tipo pesante da quel punto di vista. Io ho i testi, se volete. Brava. Un attimo. Pinquaci. Ecco i fogli. Ecco, questa è una canzone, puoi inquadrare me che sai. Aspettate, salutiamo Amanda che se ne va. Ciao Amanda! Tan, tan, tan.
torna a trovarsi, mi raccomando. Io no. Beh, oggi Giovanni, scusa, non c'era un cambio? C'era un cambio? Non c'era un cambio? Si deve cambiare? No, non c'era un cambio, si va uno e entrava un altro. Non lo so, non lo so. Io ho perso completamente il controllo della situazione. Vedete qua è tutta una jam incredibile. Bene, io farei partire le chitarre così. Sì. Prego maestri. Prego maestri. No, tu. Le chitarre. Coloro. No, giustamente. Ciao Amanda, grazie ancora. Ciao, Come vedete Amanda. è tutto in diretta, Jam Session non hanno neanche provato. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. Oh, we can fall rich and the poor ones. But it's alright. So every Christmas, black and white, yellow and red ones, top of the vine. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas. What have you done? Another year over. You want just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. Near and a dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Worries over if you want it. Worries over now. Bravi! Attenzione, scusa Giovanni, attenzione. Allora, innanzitutto è entrato di Natale, proprio mentre stavamo cantando, e poi l'Udinese è rimasta in 10 per fallo doppia munizione di Artò. Dunque cartellino rosso, Udinese giocherà i prossimi 2 minuti più recupero in inferiorità numerica. Espulso Artò per doppia munizione. Infatti la Samp immediatamente fa un cambio immediato, non è male, ed entra, penso, un attaccante per cercare di sfruttare, ricordiamo Ertò, ecco vedete il cambio, vedete niente, lo vediamo noi, scusatemi. Ah no, si è fatto anche male. No, De Silvestri su Quello un che ha subito contrasto precedente con Pinzi, mentre stava andando avanti, ha peccato proprio, gli ha preso in pieno sul ginocchio e dunque c'è stato il cambio. O dunque in questo bel clima natalizio non possono mancare
gli auguri di buone feste naturalmente da uno dei nostri più grandi sponsor, che è la catena dei Bar Pascià. E attenzione, cosa abbiamo rischiato? Beh, adesso gol sbagliato, no? Speriamo. Teoricamente. Gol sbagliato. È gol sbagliato, guarda che roba. Guarda che roba. Guarda che roba. Colpo di testa di Cacciatore che poi era appena Mamma mia, entrato. Che rischio. Sì, proprio per poco non fa gol. Carnezzi sarà. È una sofferenza ormai. Sì, è veramente. Questo qua è un figone, il presidente della Sampdoria, mi fa morire da ridere. Ferrero. Dunque, gli auguri dei nostri amici della catena dei Bar Pascià, eccoli qua. Pascià. E anche quest'anno è arrivato il periodo delle feste e noi del Pascià Group vi invitiamo a trascorrere insieme a noi momenti di gioia e divertimento. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. E per il periodo delle feste vi offriamo il nostro impareggiabile mirtillino. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo, buffet gratuito. I migliori DJ a rotazione, la diretta su Radio Fantasy. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. E poi la sala slot con i giochi più divertenti. Il giovedì da Leoni, il giovedì sera con la musica più bella. Il sabato sera le serate a tema per un grande sabato, in diretta su Radio Fantasy. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi. Una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti. E ottime specialità da gustare in compagnia. Le feste passatele con noi. Pascià Group e buone feste a tutti. L'Udinese, credo. Oh, nel frattempo l'Udinese ha rischiato di prendere il gol, ma anche Di Natale ha rischiato di farlo. C'è un finale pirotecnico a Marassi, vediamo il calcio d'angolo. Colpo di testa, forse ancora corner, probabilmente è stato un intervento di Widmer, l'arbitro forse ha fischiato per un fallo, ecco l'arbitro dovrebbe aver fischiato un fallo. Veramente la salta a Forta Pace, è incredibile. Fischiato un fallo, però la partita è ancora tutta da vivere, si gioca il secondo dei 6 minuti di recupero. Che qua darà altri 30 secondi perché questo sta per terra, che giustamente è un giocatore dell'Udinese che, a parte che forse si è fatto anche male veramente, sì, perché è caduto sotto, facendo le flessioni, sotto l'attaccante. Vediamo. Qui è andata anche bene. Vediamo. Dovrebbe essere Palombo, infatti conclusione poi la deviazione di Widmer in calcio d'angolo. Si è già rialzato. Dunque, naturalmente avete perché siamo in clima natalizio, avete ancora qualche minuto per mandare i vostri auguri se vorrete qua da noi con gli SMS e WhatsApp. Sabino, Marta, Bruno. Sì, io volevo fare gli auguri a mia moglie, se no mi impicca. Tanti auguri Barbara, che è mia moglie, e poi insomma Melissa, Francesco, Stefano e Samuele, che sono i miei 4 bimbi. Certo. E avevamo preparato una canzone, sì, ne ho 4 io, ne volevo 12, ma la moglie non era d'accordo. Sì, è vero. E 12 ne ha fatto noi avevamo pensato di fare un altro pezzo di Natale sempre in band, che è Last Christmas. E ho testi anche di questo. Cosa? L'asta mi piace, esatto. D'altra parte abbiamo Mastro Lindo, quindi eccoci qua. Ecco, un applauso a Mastro Lindo, che è sempre fedele alla nostra trasmissione. Che pulito e che splendore! Facciamolo in do, perché giustamente i chitarristi del si bemolle, cioè do? Noi siccome all'altra domenica facciamo tutto in si bemolle, perché vista l'età, l'alziamo di un tono, ok?
doesn't surprise me. Merry Christmas! Now wrap it up and send it. We don't know, say I love you a man. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you fool me. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Naturalmente dopo Natale c'è Capodanno e dal 2015 c'è Capodanno. una cosa molto molto bella. È finito a Genova. È finita a Genova e quindi 2-2. Il terzo 2-2. tempo. C'è andato di lusso, Ottimo, perché, ottimo, un buon bene, punto, bene, un un buon passo, pareggio. un passettino avanti. Dicevo che il grande mio amico Massimo Più Bello appunto apre questo nuovo portale dove potrete andare naturalmente Se a permetti vedere. Giovanni, mi Prego. permetto di interromperti perché diamo subito i finali visto Prego. che sono finite le partite. Allora, per il nostro gioco, dunque gli amici da casa, Sampdoria Udinese 2-2 segno X. A Torino batte Genoa 2-1, segno in schedina 1 per i nostri amici da casa, e poi Atalanta-Palermo 3-3 e Fiorentina-Empoli 1-1, chiude il programma Inter-Lazio. Stasera alle 20:45. Dicevo che dal 2015 appunto Massimo Più Bello apre questo nuovo portale dove potrete andare a vedere, scegliere, anche ordinare, anche penso cose personalizzate, chiaramente tu sei produttore. E allora eccolo qua, un messaggio che dovete memorizzare per poi andare appunto a visitare da gennaio questo nuovo sito, grazie a Massimo Più Bello. Molto bello, grazie Massimo. Grazie a te. Naturalmente non ho dubbi ma i migliori auguri perché ci vogliono sempre per questa nuova attività. Oh, allora adesso facciamo un giro, visto che mancano più o meno 3 più 5, 8 minuti. 3 più 5, ricorda Pordenone, 3 più 5. Allora, dite voi qualcosa, quello che volete, su quello che vorreste ricevere, su come sarà l'anno nuovo, su come è stato quello vecchio. Sabino. Caro amico, ti scrivo, così mi distacco un po'. E siccome sei molto lontano, più forte io vi scriverò. Io confido nella laurea che è prossima complimenti. e quindi spero che cosa, Margherita? in scienze e tecnologie alimentari, sicurezza La alimentare. triennale? Sì. Speriamo tutti di trovarlo. No, a te potrebbe anche servire, se lei fa scienze e tecnologie alimentari, tu che hai quel problema. Io sono intollerante alle glutine, quindi ci manterremo in contatto. Ecco. Non è grave così. Sono altri. Scusate, prego Andrea, adesso lo dici a voce alta. No, adesso lo dici a voce alta. Sono problemi. L'aveva detto Silvia. L'aveva detto Silvia? Allora sentiamo cosa aveva detto Silvia. No, dice è per l'intolleranza al glutine che ti gonfi così. Va bene, proseguiamo. Bruno. È il segreto. Il segreto. Ma io devo essere sincero,
perché so che No, dai, nel, tuo Dina programma, balla, dai. nel tuo programma vige la sincerità Sì, quello sì. nel Fuori bene no, ma e nel nel programma male, sì. nel bene e nel male. Io per Natale non mi aspetto nulla. Per il prossimo anno e per a questo punto direi anche per gli anni a venire, l'unica cosa che posso aspettarmi è poter solo continuare a suonare tanto per trasmettere emozioni alla gente che ci viene a ascoltare, perché come tanti amici sanno oggi qui vedi, io purtroppo devo lavorare con lui Non bel lavorare con Sabino. però ti dico, sappiamo tutti che il bello di far musica è riuscire a trasmettere emozioni. Emozioni se ne sentiranno in questo periodo, visto il Natale vicino, e mi auguro di riuscire a portarle anche in futuro, non solo in questo periodo ma anche il prossimo anno e gli anni a venire. Certo, Marta. Io non lo so, non ho scritto la letterina a Babbo Natale quest'anno, quindi non ho particolari richieste. Vabbè, come ha detto anche Bruno, spero in ogni caso, sì, visto che è iniziato da poco, spero prosegua al meglio, e comunque anche la vita in generale spero che vada sempre meglio, insomma. Antonello? Il mio grande sogno è riprendere quel progetto che per 5 anni abbiamo portato avanti con grandissimo successo, che era Artisti da Bar. Spero di poterlo fare già da quest'anno, perché è un progetto al quale ho lavorato tanto, abbiamo creduto, e soprattutto che ci ha consentito di incontrare nel nostro percorso più di 1200 cantanti, con delle qualità notevoli, della serie che chi vuole trova il talento, l'importante è avere la pazienza e la voglia di andarselo a cercare. Massimo. Ma facendo del marketing, logicamente dirò un mondo più bello. Invece personalmente ritengo che molti di noi dovrebbero accorgersi di avere dentro di sé delle grandissime potenzialità, e quindi pensare positivo, perché il futuro ce lo possiamo solo che creare noi in modo migliore. Bravo. Una parola perché Eleonora ha tutto, perché come l'ho detto prima, io arrivo a Udine nel 24, lei molla al Moroso, quindi può essere Natale con Eleonora è in ferie, quindi per questo ho già tutto fino al 6 gennaio. Cioè, non esisto, se sono cose che riguardano il calcio non esisto, ecco. meno che non sia da venire qui, che tanto qua riguarda Tite Culi, quindi Esatto, perfetto. Brava. Ti senti sottofondo. Quindi un'altra cosa. Per l'anno nuovo magari di andare da qualche po' di viaggiare. Qualche viaggio. Sì, nei ritagli, nei tempo. scampoli di tempo libero. Beh, anche io e te, Gippi, nei ritagli di tempo libero ci facciamo di quei viaggi. Sì. Però voglio dire anch'io, come ecco. tipi di viaggi. Ecco, Andrea Coloretto. Troppo bello. Io per Natale un ginocchio nuovo intanto. Un ginocchio nuovo. E niente, mi si è bruciato l'iPhone, quindi ragazzi è inutile, no, sì, sai cosa regalare. se le promesse, Andrea la Coloretto. vita, no, l'iPhone. Quello sei grande, naturalmente. Ovvio. Ovvio. A Matteo che non ha ancora parlato, porca miseria. Matteo. Ma forse è meglio così. Benissimo. Matteo. Ma in realtà non sono di molte parole. Ok, Andrea? Vai, passo la parola a Andrea. No, comunque aggiungerei molto poco rispetto agli altri, perché facendo il musicista per quel Quello poco, esatto, spero che sia un anno, diciamo, più blues. Dillo con parole tue. Come siete poco materiali, no, però. più proficuo. Dobbiamo stringere velocissimamente. Andrea Cia. salute e lavoro. Benissimo. Grazie a tutti. E naturalmente che tuo figlio prosegua a suonare la batteria, che è bravissimo. Che mio figlio prosegua sulla batteria e che lo faccia con un giudizio. Elisabetta. E musica e di uscirne viva la Madonna. da questo periodo Di Natale. Ma pensavo dalla trasmissione. Vabbè, così è finita. Lori Sprighi. Un bacione a Firenze. Lori Sprighi. Siamo in chiusura, Lori Sprighi. A parte una bilancia che non dica sempre la verità. No, io direi che non chiedo niente, perché negli ultimi periodi non è stato proprio facile, ma mi sono attorniato di belli amici e questo mi basta. È vero. Silvia, tu. Questo mi basta.
Io chiedo che le persone che ho conosciuto quest'anno in maniera più approfondita restino nella mia vita e che quindi continui a ricevere decine di messaggi. Cosa fai stasera? Cosa andiamo in giro? Bullying. Allora, Sì. Omar, noi non facciamo i nostri perché siamo i conduttori co. Mi dai l'opportunità di Velocissimo dire perché siamo in chiusura, velocissimo. il serata del 30 gennaio. Il 30 gennaio a Spilimbergo al Teatro Cinema Mi8 ci sarà una serata di beneficenza, il terzo anno consecutivo. Salutami le stelle, ci saranno probabilmente anche ospiti nomadi, forse anche Sasha Torisi, l'ex cantante di Timoria come l'anno scorso. A presentare la serata ci saranno sicuramente Omar e GP. Venite tutti a correte perché veramente ma ne parleremo. si devolve tutto in beneficenza, tutto noi quanto. tutti vi facciamo i migliori auguri di un buon Natale e di uno splendido 2015. Vi salutiamo e ci vediamo forse l'11 gennaio a partire dalle 14. Ciao a tutti, buon Natale. È passato un anno pieno di soddisfazioni, grazie ai vostri ascolti, i vostri messaggi, i giochi, le vostre visite sulla nostra pagina Facebook. Noi ci siamo molto divertiti e speriamo di avervi fatto divertire con la nostra ironia e il nostro modo di fare televisione. Buone feste a tutti e ci vediamo l'11 gennaio. Buone feste!